Cominciamo con questo bel libro a leggere un'altra paginetta di questo bambino diventato adulto che diventa uno dei più grandi ingegneri della storia dell'aeronautica, degli aerei, ma soprattutto per far capire la potenzialità di questi bambini. Io lo dico tutte le mattine, speriamo che qualcuno capisca, perché se continuiamo a lasciarli là, non ascoltarli e far finta che siano troppo piccoli, non ci siamo proprio. Questo a 4 anni aveva già capito che sarebbe diventato un grande ingegnere e soprattutto la passione degli aeroplani. Ma qual è la fortuna del bambino? Di aver avuto un nonno che ha capito subito la potenzialità. Mentre i genitori non volevano, lui l'ha supportato economicamente, psicologicamente, ha fatto il primo volo con lui perché si è fidato. Questo ragazzo l'ha capito molto bene e lo ricorderà sempre. Allora, continuiamo a leggere. Mi ha scritto rimproverandomi per non aver mantenuto la promessa di fargli sapere com'era andata la trasvolata. Gli ho risposto che ho fatto un soft landing e che per farmi perdonare lo porterò con me a fare un voletto. Alessia si sentì ancora colpita da questo ragazzo così sorprendente che sapeva far colpo senza volerlo. Era proprio lui fatto così. Trapelavano cose bellissime di lui. Non era mai successo prima di incontrare un tipo fatto così. Una volta chiusa la portiera, Leon si trovò di fronte a una struttura bianca, imponente, dal sapore retrò. «Vediamo se riconosci questo», chiese Alessia divertita. «E se ti dico che l'avrai vista con un enorme red carpet qui davanti in televisione?» Leon si illuminò ed esclamò alludendo alla Mostra Internazionale del Cinema, molto seguita da sua madre. Così le propose un selfie assieme e prontamente glielo inviò via WhatsApp. Quel selfie li aveva portati così vicini da avvertire un lieve contatto. Pochi istanti, ma reciprocamente intensi. La visita alla reception lo aveva colto di sorpresa. Infatti non si aspettava che quella reception, quel susseguirsi di saloni e quella terrazza potessero risultare così scenografici. Convenirono nell'osservare che lì dentro sembrava che il tempo si fosse fermato e venisse facile immaginare clientela degli anni 20 e 30 con le loro movenze, abiti, stuoli di camerieri e musicisti. Adesso ti porto a vedere il tramonto, poi ti accompagno in albergo che sarai stanco dopo questa giornata così impegnativa. La 500 procedeva tra 2 righe di enormi pini marittimi, sobbalzando dove l'asfalto presentava delle cunette in prossimità di ciascun albero. Le hanno fatte apposta per me, così non posso correre forte, scherzò Alessia ridendo rumorosamente. A lui divertiva molto quella sua allegria e sense humor che non conosceva. Fermò la macchina proprio davanti a quel bar che sarebbe stato un locale qualsiasi se non avesse avuto un enorme gazebo in legno e pochi tavolini fronte laguna e vista sui colli Euganei. Qualcosa di molto particolare, così come quel cocktail accompagnato da stuzzichini caserecci a chilometro zero. Letto queste 2 paginette, vi presento subito i graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Silvana Fanelli, segretaria CGIL, grazie Silvana di essere qui, grazie anche a Dino Bottin, presidente comitato Ente Palio, città di Montebelluna. Allora, io inizierei proprio da Silvana Fanelli. Cosa sta succedendo a questi ragazzi che non trovano lavoro? Abbiamo visto la situazione a Treviso, a Dal Negro, gente che lavora, che dorme per terra, pagata 2-3 euro all'ora, poi devono pulire anche le piscine dei grandi ricchi, perché bisogna anche dirle queste cose, addirittura qualcuno deve portarsi via anche l'acqua perché non danno neanche l'acqua. Io non dico dove, però ho parlato con una persona molto influente e sembra che soprattutto gli industriali trevigiani, specialmente i veneti, ma soprattutto trevigiani, fanno fatica a fare squadra, a capire che forse devono fare quel passo in più che facevano i vecchi industriali di una volta, dove la prima cosa costruivano le case per gli operai vicino alla fabbrica, perché per loro l'operaio era una risorsa, non un problema, come sembra sia oggi. Sono sempre senza soldi per pagare gli stipendi, io dico sempre qualche yacht in meno, magari qualche palazzo in meno, forse qualcuno, perché per carità ce ne saranno anche di bravi, ma ce n'è qualcuno che si gira anche da un'altra parte. Oppure deve avere una visibilità enorme per tirar fuori i soldini. Però noi dobbiamo investire su queste persone, perché sennò come facciamo ad andare avanti?
Lavoro ce n'è tanto, ce n'è parecchio, però assunzioni pochissime. E questo riguarda anche i diversamente agili, Silvana Fanelli, dove i numeri dicono che non vengono assunti perché anche loro sono un problema e non una risorsa per il Paese. Prego Fanelli. Hai detto molto, intanto buongiorno a tutte e a tutti e grazie come sempre dell'invito Mirella. Hai detto già molto, manca una visione di futuro, manca una visione del Paese, dello stare insieme, della solidarietà, del rinunciare a qualcosa per crescere insieme in maniera più armonica, mi viene da dire. Oggi è tutto basato sulla competizione e sul profitto. E pur di fare profitto si sacrifica qualsiasi cosa. Purtroppo è cambiato proprio il senso del valore del lavoro, cioè il lavoro è un mezzo di produzione come qualsiasi altro strumento, come una macchina, come un macchinario, non si guarda al fatto che dietro c'è una persona, ci sono delle famiglie, ci sono delle esigenze, c'è un grandissimo egoismo che porta ai fenomeni che dicevi tu, perché non è possibile che ci sono, certo ci sono difficoltà, viviamo in un momento molto particolare tra guerre che, come dire, ormai sono diffuse in tutto il pianeta, ci sono le crisi energetiche, certo ci sono più difficoltà, però vengono sempre scaricate sull'ultimo livello, che sono i lavoratori più fragili, come dicevi tu, perché queste persone che sono persone che hanno delle disabilità ma hanno anche delle abilità particolari, possono anche avere delle abilità particolari, sono considerate un peso e quindi cosa succede? Che si preferisce pagare la sanzione, diamo un valore economico a qualsiasi cosa, si preferisce pagare la sanzione piuttosto che assumere questa persona. Avete sentito cosa ha detto Silvana Fanelli? E non l'ha detto una qualunque. Perché Silvana Fanelli ha i numeri parlano chiaro, non possono dire che non sono veri. Il fondo di queste sanzioni cresce di anno in anno, ci sono sempre, è una risorsa che a volte non si riesce anche ad utilizzare pienamente per dare risposte a queste persone. Bisogna fare investimenti nelle imprese, bisogna trovare delle soluzioni, bisogna dare il giusto riconoscimento economico a chi lavora, e questo è un tema che ha a che fare tanto con coloro che sono costretti, come dicevi tu, a portarsi anche l'acqua da casa, a dormire in rifugi di fortuna, tanto quanto i giovani che se ne vanno dalla nostra regione, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo dei poli universitari di eccellenza, formiamo dei ragazzi ad altissimo livello, poi questi ragazzi vanno a lavorare all'estero e non solo, anche nelle regioni limitrofe. Gli ultimi dati della Banca d'Italia ci dicono che ci stiamo fermando come regione, non siamo più quella locomotiva d'Italia, allora forse bisogna ripensare il modello di sviluppo. Sentiamo cosa ne pensa Dino Bottin, invece, presidente questo importantissimo comitato Intepaglio di Montebelluna, questo mondo del volontariato che si unisce per staccare la spina, ecco, per far capire che bisogna avere speranza, andare avanti. Lei sa quanto io ci tengo anche alle fragilità, si ricorda che gliel'avevo detto, poi Mirella tante cose non riesce, le idee sono sempre tante, però poi quello che riesco a fare è già tanto, dico io. Però non mollo, e poi chiedo anche alla regia di prepararmi le foto della mostra, perché queste persone cosiddette fragili devono trovare un impiego se hanno diplomi, se sono in grado di lavorare, non essere sottopagati, perché se lavorano bene è giusto anche pagarli. Però questa mostra, e lo dico anche a Silvana, ha dato molto fastidio. Stanno cercando di segare, però è difficile con Mirella.
se non la segano bene, se si rialza un problema dopo. Perché rompi un sistema. È un sistema che tu stai cercando di rompere, che è un sistema che non porta da nessuna parte, anzi qualcuno dice sono ghettizzati. Addirittura questa, lo dico anche a Dino Bottin e a Silvana Fanelli, poi vedremo questa donna, 43 anni, scrittrice che ha scritto un libro, Sorrido a me stessa, che ha purtroppo dei problemi enormi. Certo, ha detto che ha un lavoro, 43 anni, ci mancherebbe che non ce l'avessi, ma non mi fanno far carriera. Sono su un angolo e sono là, non riesco ad andare avanti. Eppure so che potrei farcela, so le mie potenzialità, ma non ci riesco. Anzi, quando sto male pensano che stia a casa perché non ho voglia di lavorare, senza sapere invece i problemi che vivo. Per fortuna poi c'è il mondo del volontariato. Allora questa mostra che poi vedremo che fa staccare la spina a questa donna, a questa ragazza che non sa come ringraziare perché finalmente dice mi sento viva, ho qualcuno che mi ascolta. E voi state facendo questo, Bottin. Ecco, e ringrazio veramente per questa meravigliosa cosa che fate qua. I numeri, poi diremo i numeri, perché i numeri sono importanti. Prego, Bottin. Che stanno anche un po' preoccupando, perché fare un evento del genere, tanto buongiorno a tutti, il Palio del Vecchio Mercato penso che ormai sia un evento in provincia di Treviso sicuramente conosciuto, però noi abbiamo intrapreso, da quando sono presidente, una strada che sentire adesso quello che ho sentito forse è una strada giusta, ovvero c'è l'evento, la sua gara, le sue giornate di festa, però attorno a questo evento di coinvolgere il popolo a 360 gradi. Ma cosa vuol dire? Vuol dire da un lato anche chi ha meno possibilità e quindi va integrato, quindi si chiama inclusione, cercare di fare anche collaborare proprio nell'attimo attivo anche del Palio, oltre che nella parte anche progettuale, perché c'è sempre uno spazio di un lavoro e delle capacità, e anche magari delle capacità che vanno oltre a quelle che si ritengono, come usatemi la parola, normale. Però dall'altro noi abbiamo anche i giovani, perché i giovani sono anche un problema nell'inserimento del lavoro, perché è vero che abbiamo tanto lavoro, ma tanti giovani durano magari un mese e mezzo sul posto di lavoro, poi non è il lavoro che va per me e c'è molto cellulare, molto social. Quindi il Palio ha fatto una scelta e ha detto usiamo una parola che è rete, o al di là dell'evento suo, nella sua storia che è nata 36 anni fa, di questa corsa con i carri che dal municipio si sale a Mercato Vecchio, 2 chilometri di pura salita che con le temperature di questi giorni, credetemi che qui i ragazzi fanno un allenamento, ho detto una parola, ragazzi, fanno un allenamento che parte da febbraio, anzi non si ferma Vediamo mai. che le immagini intanto che Dino Bottin parla, grazie alla regia, prego, prego. Ecco, che fanno un lavoro metodico, puntuale, cioè significa prendo un impegno, mi faccio delle regole e le rispetto per arrivare a un obiettivo. È una cosa importante per un giovane fare il suo percorso. Ecco qua, vediamo delle immagini e poi il pubblico l'anno scorso che mi sono quasi commosso anch'io perché non mi aspettavo tanta gente. Significa dall'altro lato anche una questione organizzativa di sicurezza che è massacrante, perché fare un evento del genere sembra facile, ma però niente è facile, Bottin, quando fai qualcosa niente è facile. Ecco, allora quest'anno cosa abbiamo innovato in più rispetto alla gara, rispetto ai prodotti tipici del territorio, che uno viene a Montebelluna, prova e assaggia la ristorazione del territorio, tutto quello che ha di qualità questo territorio, perché se facciamo un evento, è un evento che diventa importante, deve ritornarmi nel territorio, deve dare una possibilità anche di crescita proprio nel mondo del lavoro. E quindi abbiamo creato quest'anno un'app che quindi dialogando anche con il mondo giovani, che si chiama proprio il Palio del Vecchio Mercato, dove adesso i ragazzi si stanno divertendo a scaricare le figurine. Abbiamo fatto un album con tutte le foto di tutti i 450 atleti che spingono dalle varie contrade. Quanti? Che sono 11 contrade, oltre ai 450 atleti e accompagnatori. No, scusa, sei giovani? Sì, perché non penso che diversamente no, se noi troviamo come birilli per terra. Cioè, io salgo con l'auto, sono guarda che roba.
Ecco, però in questo spirito quest'app ti obbliga, tra virgolette, se tu vuoi accedere a queste possibilità, di far sport, ovvero di camminare, no? Di andare in bicicletta, di fare dei percorsi del nostro territorio. Qual è il territorio? Sono le due IPA che prende da Grappa, quindi si va al Piave e da Grappa poi si arriva fino a Istrana, perché sono le IPA dei Terri di Asolo del Grappa e del Piave del Sile. L'APA avrà in futuro, che noi stiamo cercando, stiamo lavorando, è un lavoro enorme che sta facendo una grande squadra che ho alle spalle del Palio, molto femminile, ti dico, perché poi è donna, ha fatalità, hanno una capacità un po' più veloce degli uomini e anche precisione, posso dire. C'è una donna che non vuole parlare, poi vediamo se viene a fare i saluti, almeno quello, vediamo poi se ci riusciamo a fare un saluto da questa donna, che anche lei ce la sta mettendo tutta. Prego. Ne vado orgoglioso se arriviamo, ma sono convinto che arriviamo in fondo. Anche là c'è un gruppo di giovani dietro e anche meno giovani, perché comunque anche colui che è più vecchio porta con sé la saggezza, che si riesce a dialogare col giovane, la capacità che ha innovativa il giovane, unita alla saggezza, no, di chi porta magari i capelli bianchi, ne nasce un prodotto finale che è di qualità. Le parole del Palio, che finché sarò presidente le farò mantenere tali, è rispetto, umiltà, no, e capire il senso del volontariato, e quindi di portare anche pazienza, perché se un volontario sbaglia, per amor del cielo ha sbagliato, ma bisogna anche saper perdonare, no, e poi di fare squadra, perché se si fa squadra si fa... Imparati non è nato nessuno. Neanche io proprio, perché dico sempre ho 61 anni, quindi già qua ho un'età io per fare il presidente del Palio, dopo quelle che ma in euro bisogna dividere per metà, perciò dice 30 e mezzo, perciò sa quanti pagli vedremo col presidente. Non dicono che in euro bisogna tagliare, tagliamo tutti i numeri, li tagliamo, no? Spero sempre che venga avanti anche uno più giovane, che non vuol dire che non gli fai mancare l'assistenza e l'aiuto, perché farete, non vuol dire beh adesso arrangiati perché per dispetto. No, si rimane in squadra, chiaramente con un passo inferiore, minore, però ci si mette sempre in gioco. Ecco, questa app noi andiamo a mettere in rete proprio questo territorio per promuovere il turismo, la gastronomia e i prodotti dell'artigianato e dell'industria del nostro territorio. Allora, chiaro, molto chiaro Bottin, però Silvana Fanelli, quello che è emerso dalle parole di Dino Bottin è molto importante. Allora, prima ha detto una cosa che mi ha colpito: i giovani lavorano un mese e mezzo, poi non gli piace il lavoro, cellulare. Io non penso che sia così, Dino Bottin. Intanto questi giovani non sono i giovani di una volta. Intanto non vivono per lavorare, ma lavorano per vivere e vogliono i loro spazi, quello che non succedeva una volta, perché era così. E io sono convinta che ogni volta che sento una volta, no, non dobbiamo più guardare una volta, dobbiamo andare più in là, guardare il futuro di questi ragazzi. E li abbiamo visti. Se noi andiamo, io lo dico tutte le mattine, nei bar, nei ristoranti, nei stabilimenti balneari, sia del mare, troviamo tutti i giovani che lavorano. E quando parlano con loro sono tutti studenti, quasi tutti studenti che cercano, perché la vita è molto cara, costa tantissimo anche studiare, ecco, spostarsi, sono tutti ragazzi che lavorano. Cosa succede però? Che non sono stupidi e non sono più come una volta. Cioè tu non puoi dire assumo 7 ore e poi te ne faccio fare 12, 10 e ti pago come voglio io, perché la maggioranza succede, lo dicono loro stessi. Perciò dobbiamo capire anche chi sta sbagliando con questi ragazzi, perché sennò dire ciao, vado via, come ha risposto, perché ho studiato, sono bravo, sono imparato e perciò devo avere anche il rispetto, quello che non succedeva una volta purtroppo, e vediamo cosa è successo. Abbiamo i pensionati con una vita di lavoro che ha 500 euro, 600 euro, poi non gli metteva neanche i contributi, e dopo i grandi ricchi questi qua, ma non importa, andiamo avanti. Quello che però è importante capire è che bisogna parlare con questi ragazzi, bisogna capire chi sono e cosa vogliono fare. Il Palio lo dimostra, tanto vogliono staccare la spina, divertirsi, essere utili alla comunità, cioè non è che corrono per chi ha voglia di buttarsi per terra, sfinì, cercano di dare anche loro un supporto alla loro comunità con quel mezzo che voi mettete a disposizione, Bottin, che è l'Ente Palio. Allora, io sarei stanca di sentire che i ragazzi non hanno voglia di far niente, che sono sempre col cellulare. Certo che sono col cellulare, chi è che gli ha messo il cellulare, Bottin? Sono nati col cellulare in mano, non penso.
C'è qualcuno che glielo mette a 3-4 anni quei giochetti, poi non puoi pretendere che a 14 siano tutti in grado di capire che forse il percorso è diverso se non hai una famiglia alle spalle, un supporto anche come scuola, insegnanti, dirigenti. Per fortuna dico io che c'è il mondo del volontariato che con queste, guardate le sagre, voi andate nelle sagre e vedete chi c'è che lavora nelle sagre, Bottin, Iseori. Però sono stanchi i volontari. Ho capito, però nessuno li ha... Lei lo sa, la sì, ma io lo normativa... dico a Silvana Fanelli, nessuno però gli ha fatto capire cos'è il mondo del volontariato e da soli non arrivano, perché finché continuiamo a fare la lezioncina in scuola e non intrigarli, loro si sono annoiati della lezioncina. Però quando li fai diventare, questo lo dico tutte le mattine, voi a casa lo sapete, lei che è venuta qua e ha detto, sai Mirella, sono venuto in ospedale a trovarci, 20 ragazzi, sono diventati tutti 20 donatori. Come mai prima non riuscivamo a beccarli alle scuole? Perché? Perché nel momento che sono entrati, Silvana Fanelli, che hanno toccato con mano quella che è la vera realtà, perché solo il profumo che entri all'ospedale è diverso dal profumo della strada e della scuola, li ha intrigati, ma guarda, ti diventai volontari tutti 20. Silvana Fanelli. Ma hai ragione Mirella, cioè dobbiamo smetterla di parlare dei giovani in questo modo. I giovani sono sorprendenti dal mio punto di vista. Noi da 5 anni siamo tornati come organizzazione al Job Orienta, proprio per far parlare loro, e gli proponiamo tutti gli anni un questionario per sentire la loro voce. Cosa emerge, Silvana? Emerge che sono molto meglio di come noi li descriviamo. Intanto è sorprendente quando siamo lì, l'interesse, l'educazione, l'attenzione non sono mai prevaricanti. E sì che il Job Orienta, non so se qualcuno l'ha frequentato. Spieghiamo cos'è bene, perché a casa i nonni non sai di cosa sia sta roba. È la fiera che si tiene tutto in novembre a Verona per l'orientamento, per proseguire gli studi o per andare a lavorare, ed è frequentato da centinaia di migliaia di giovani e quindi è pieno, eppure come dire, si muovono in maniera corretta. Ed è sorprendente le risposte. Noi l'ultimo questionario nel 2025 l'abbiamo fatto sull'intelligenza artificiale, perché eravamo, come dire, no, abbiamo l'idea dei ragazzi col cellulare che non ragionano. Invece ne abbiamo raccolti più di 2000 di questionari, quindi non un numero poca consistente. roba. E quello che è emerso è sorprendente, loro hanno la percezione del rischio dell'intelligenza artificiale dal punto di vista del senso critico, certo, che gli tolga il senso critico, che non può essere qualcosa che sostituisce le relazioni umane. Invece hanno consapevolezza che li può aiutare nel lavoro, che li può aiutare nello studio, poi c'è un pezzettino che dice l'intelligenza artificiale ha sempre ragione, però sono molto meglio, ed è chiaro e preoccupante, però lo pensano anche tanti adulti. Questi sono ragazzi di quarta e quinta superiore. È stato sorprendente rispetto al preconcetto quasi che noi avevamo, che loro la utilizzassero criticamente. Invece sono stati loro a dirci che hanno un timore, e quindi noi dobbiamo valorizzarli, ascoltarli, perché come diceva Mirella, e questo emerge da un altro pezzo di questionario che sono 5 anni che facciamo, il loro approccio al lavoro è diverso. Anche perché, come dicevo prima, è cambiato il senso, cioè, del valore che noi stessi diamo al lavoro, e quindi loro sanno che devono lavorare, si preparano, studiano, vogliono un giusto riconoscimento, ma vogliono anche un'altra vita che non può essere solo lavoro, e questo e probabilmente loro vanno dove questo gli viene riconosciuto, dove questa loro esigenza di avere, anche perché gli diamo un sacco di stimoli, gli diamo un sacco di opportunità, gli diamo un sacco di possibilità,
Non possiamo poi dirgli quando inizi a lavorare Stai questa a casa, roba non qua, non muoverti. esiste più perché devi solo lavorare. Sì. Serve il giusto equilibrio e il rispetto per loro. Purtroppo sono pochi e questo impedisce a loro di fare una vera Silvana rivoluzione. Fanelli, quello che mi dispiace tanto è che invece di vedere questi esempi, far vedere anche questi questionari, cosa dire, fanno vedere sempre gli esempi negativi, che sono pochi a mio avviso rispetto a quelli positivi. Però quelli prendono, allora ecco là i ragazzi, girano col coltello, si drogano, ed è vero, battono. ma chi è che lo produce la droga? Cioè, avete sentito Gratteri cosa ha detto? Se qualcuno non l'ha sentito, andate a sentire cosa ha detto il procuratore Gratteri in fatto di droga, specialmente di cocaina. Andate a sentire cosa dice e come funziona. Perché bisogna anche capire come mai tonnellate a Bassano di droga, quintali di droga, una roba allucinante hanno scoperto solo a Bassano su un punto solo. Cioè pensate cosa gira e cosa mettono in mano a questi ragazzi. Però quello che... Perché li facciamo sentire inadeguati. Esatto, anche. però sono gli esempi positivi, che sono tanti che noi non li vediamo, però io cerco di invitarli, li faccio parlare, vengono qua gli studenti e devo dire, e anche quando io giro e parlo, sono di un'educazione unica. Non avranno tanta manualità, ma perché non gliel'hanno insegnata, perché non gliel'ha. Però sono educati. Cosa ti fanno vedere? Però la maleducazione, il non rispetto, e no perché con quello prendo voti, metto paura. Ed è sovrana la paura di stare in casa, la paura di uscire, la paura di incontrare questi ragazzi, cioè c'è paura di tutto. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma capisci l'importanza. Va benissimo, va benissimo. Grazie. E ora, se noi altri mortali, noi altri di una certa età, sapremo quale che sia il problema, va bene? Non lo sai i nostri politici, ma di cosa stiamo a parlare? Parliamo di robe che sono antiche come cucco. I nostri politici, invece di farsi venire a televisione, parlare di robe geniali, non interessa niente, perché chi ne conta quello che vuoi. Lo sapete che in Italia abbiamo due robe atomiche degli americani, nessuno lo sapeva. E tutto quello che e non siamo buoni in mettere i nostri giovani, i sani, i nostri giovani, è il futuro dell'Italia. La capito, Mirella? Non possiamo, è lavoro, è da renderti libero, renderti cosciente di poter fare una famiglia, non venire 200 euro al mese e ti ha studiato 20 anni, 25 anni. Ma stiamo parlando adesso, il Senato, il Parlamento, tutti i signori politici, da tutti i cugini, cugnai, parenti, gli era trovato un posto, poveretti da poco, da 120.000 euro l'anno, da 90, da 150. Ma da cosa si poteva parlare? I figli dei politici, se tu dia, i politici al popolo, non interessa niente. È mondo ormai, siete i giovani, Mirella, gli altri dovremmo trovare quello che abbiamo fatto, e siamo dirottati in mano, ma il mondo che andiamo in mano non va niente, bisogna che loro ricominciano e non puoi insegnare niente ai giovani, perché sei bravi, è logico che siete inquinti, e che sempre sta, anche quando ero figlio mio. E ora cosa vuol dire? A questi giovani, a parte la solidarietà, tutto quello che vuoi chiamarla, bisogna dargli un lavoro che possa costruirsi l'avvenire, perché io li voglio quello, ma non ti può dire che gli va a lavorare solo in spiaggia, e cosa capi? 500 euro al mese, e dopo che ne vuoi 800 per pagarsi a casa, ma dai, è una vergogna. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché il tempo è tiranno. Comunque ti ringrazio delle riflessioni. Allora Bottin, cosa diciamo, come commentiamo? Ecco, questi io mi faccio da parte, non sono mica d'accordo Bottin, bisogna farsi da parte, perché io ho intervistato questi studenti che sono venuti qui a Sveglia Veneti, però poi abbiamo anche intervistato degli studenti che hanno vinto il premio dell'Irigen di Bassano nella provincia di Treviso, e sono rimasta molto colpita dalle loro dichiarazioni. Hanno detto, Silvana, e lo dico anche a Dino Bottin, noi siamo bravi,
ce la mettiamo tutta, però ci serve anche qualcuno che ci accompagni. L'hanno detto loro, cioè non è vero che loro sono in grado di fare tutto, loro stanno imparando i percorsi di vita, dal mondo del volontariato, al mondo del lavoro, al mondo dello sport, però quello che emerge è che loro hanno piacere che ci sia qualcuno che li guarda. Quello che mancava, e lo dico sempre a Crash Montanà, questi ragazzi che si divertono, però ci doveva essere l'adulto che controllava e che non c'era. No, è troppo impegnato l'adulto, no, ci mancherebbe. E loro capiscono che c'è questa mancanza. Prego, Buttin. Stai toccando un argomento che poi anche è mio, cioè l'evento in sé di un palio, capiamoci, è proprio come dirigere un'azienda, perché il palio in Montebelluna mai è a questo livello, e quello che tu stai dicendo è quello che noi stiamo spingendo fortemente, cioè dare anche opportunità ai giovani, e a tutti, dico, e quando dico tutti, di avviarsi anche sperimentando delle attività lavorative, perché quando uno dice io metto in piedi un'agenzia stampa è facile, vado a pagare chi già è bravo e lo fa di servizio, ma se metto a capo chi ha l'esperienza e metto giovani poi a seguire che si cimentano a fare degli articoli, che cominciano a fare comunicazione eccetera, o chi mi fa l'analisi dei dati del territorio, cioè io con questo evento quanta economia posso portare in questo territorio? Servono dati, no? Quello che diceva prima, se non ho numeri come posso valutare se questa scelta che ho fatto sta andando per la strada giusta? Non è che Dino sia illuminato, Dino è un essere umano che fa delle scelte sbagliate a volte, giuste a volte, no? E questo per me significa umiltà, quello che cerchiamo anche di trasmettere ai nostri ragazzi, perché sono tanti, perché oltre a quelli che ti ho detto prima ci sono quelli che accompagnano loro, quelli che ci danno a mano noi, perché noi ne abbiamo circa 32 e li ho messi insieme perché divisi per settori, si sono visti una sera tutti insieme e hanno capito che squadra siamo. No, è chiaro che al vertice c'è uno che si prende la responsabilità e anche qua vengono sempre meno anche questi, ecco, chi ha le capacità dovrebbero mettersi un po' in gioco e se io posso lanciare, ne approfitto, scusami, un appello qua, dateci una mano, no a me, perché non è a me, io non mi sto mettendo in mostra perché devo candidarmi chissà cosa, io mi sto facendo il mio lavoro, nessuno mi può accusare che io non uso l'immagine del palio per farmi, io lavoro dietro le quinte, lo sanno benissimo a Montebelluna quanto odio andare sul palco, ma lo devo fare perché sono presidente e io sono un lavoratore dietro, perché? Perché ci credo. La prima scelta è proprio crederci in quello che si fa e fissare degli obiettivi, vedere tutti quelli sono gli ostacoli e sono d'accordo e credo ai giovani, sono d'accordo che non si può per 10 giovani che magari arrivano all'evento e magari si mettono le mani addosso e bisogna poi mettere a posto a condannare tutti gli altri 8.000 giovani, perché ci sono giovani che... No, perché emerge quello, no? Invece di quelli invece che lavorano seriamente. E poi ascoltare significa anche creare gli strumenti, ecco perché è l'app del palio, perché non è una megalomania, perché è un strumento che mi permette di dialogare con i ragazzi. Allora se io mando dei messaggi sani, costruire un territorio, loro devono essere partecipi, devo creare questa opportunità con loro. E poi dal punto di vista te tanto caro che anche quest'anno ci impegniamo, mi è arrivata anche una richiesta anche l'altro giorno proprio di tradurre anche un atto sportivo, no, col Comitato Paraolimpico, facciamo, non ho margini, ma ho detto ai miei capimastri. Perché non mi ha ascoltato quella volta che è venuto? No, ringraziare il capomastro degli 11 contrade che mi danno una mano perché hanno una pazienza infinita, perché io sono sempre un po' a chiedere, inserire. Bisogna, anche perché Dino, tu hai usato una parola che non dovrebbe esistere, che è inclusività, inclusione. Perché non dovrebbe esistere questa parola? Dovrebbe essere normale, perché dobbiamo usare questa parola? Questa parola vuol già dire che tu hai già diviso, non hai incluso. Perciò io spero con questa mostra che stiamo facendo, voluta dai genitori, dai ragazzi, che si chiama, e loro hanno anche costruito tutto quanto, la struttura e soprattutto il titolo, Io ci sono, la vedete anche qua a San Biagio sulla piazza passando, vedete tutte le foto di questi ragazzi, perché bisogna poi iniziare a parlare e a far capire che loro vogliono vivere la quotidianità, quelli che riescono a farla, che tutti noi viviamo. Il problema è che non lo lasciamo, specialmente anche tanti genitori
che ancora dividono, perché il figlio normodotato può fare quello che vuole, l'altro guai, no, non ti firmo la liberatoria, perciò sei già tu che lo escludi dalla quotidianità. E guardate che ce ne sono tante di queste famiglie ancora, sapete, e queste famiglie sono protette invece da chi dovrebbe invece fargli capire che dovrebbero fare un passo oltre. Però se gli fanno fare un passo oltre il sistema crolla, che è anche un sistema, a mio avviso, Silvana Fanelli, un sistema che non va bene, perché è un sistema di sfruttamento. Ecco, io lo dico chiaro e tondo. E se questa mostra servirà anche a segare invece quelle gambe che ancora si reggono sullo sfruttamento, sull'esclusione, non andremo da nessuna parte. Perciò io spero questa mostra itinerante che sta girando tutti i comuni del Veneto e non solo, ecco, girerà anche l'Italia, serva proprio a far questo, a far capire che sono persone che hanno un nome e un cognome, ecco, che possono lavorare, quelli che riescono a lavorare, e che le industrie, le ditte devono assumerli, non rimanere nei posti, far cicì, cocò, poi ti do il prodotto, tu te lo vendi, io sono a posto. No, tu lo assumi, lo fai lavorare in fabbrica, magari anche con quelli che lo seguono, magari come, per carità, non devi mica, ecco, no, però se non facciamo questo, Silvana Fanelli, questi ragazzi rimarranno là perché hanno creato questo sistema che è utile a qualcuno, ma non di sicuro a certi ragazzi. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Parlavi prima di droga. Quando io voto una fazione politica, una parte politica dove molti sono incriminati per mafia, io il primo chilometro di quella droga l'ho fatto io, perché le grosse quantità le sposta la mafia, vengono distribuite ai piccoli. L'ultimo che viene preso, che si è messo a spacciare perché abbiamo la Bossi-Fini che produce clandestini, perché chi è l'imprenditore che andrebbe a assumere una persona non ha mai visto, secondo la Bossi-Fini bisognerebbe assumere l'operaio che è in Africa, che non l'ha mai visto. Insomma, questa legge produce clandestini, sono dappertutto e vanno a spacciare, e quando trovi l'ultimo spacciatore non hai trovato nulla. Il primo chilometro l'hai fatto te perché ti sei votato la fazione politica collusa con la mafia, e la mafia sposta tonnellate di droga. Buona giornata. Grazie, grazie al nostro Claudio. Adesso andiamo in pubblicità. Ciao, sono Federico, ho 22 anni e vengo da Sacile, un piccolo paesino in provincia di Pordenone. La mia infanzia, quel che ricordo, era bella. Ho dei genitori che mi sono sempre stati accanto, nonostante lavorassero, non mi hanno mai fatto pesare la loro assenza. E ho un fratello che si chiama Lorenzo, anche lui mi vuole un bene dell'anima. E ho avuto una gran fortuna che è stata quella di avere i nonni che abitano vicino a casa mia. Ricordo che da appena iniziate le elementari i ragazzi mi prendevano di mira, ma io non conoscevo ancora la parola bullismo, quindi non mi sentivo bullizzato. Mia mamma non ci ha pensato due volte, in realtà mi ha preso e mi ha messo in un'altra scuola elementare, in un altro paese, quindi faceva sempre la fatica di portarmi, di venirmi a prendere. Per questioni, credo, all'epoca di tempistiche, mi hanno rimesso nell'istituto dove ho frequentato le elementari, che comprendeva anche le scuole medie. Dentro di me ho deciso di affrontare la cosa in maniera diversa, che sennò sarei stato un'altra volta escluso. Quindi diciamo che un po' da preso di mira sono diventato io quello che prendeva di mira gli altri. Le medie finiscono, il giudizio degli altri aveva già iniziato a influire pesantemente, no, sulla mia vita, cioè come dovevo apparire agli occhi degli altri. E io già alla fine delle medie con questi miei amici avevo iniziato a fumare le sigarette, però avevamo iniziato anche a fumare le canne. Decido la scuola in cui sarei andato. La scuola era lontana mezz'ora di corriera da casa mia e praticamente tutti gli amici che mi ero creato andavano a scuola da un'altra parte. Lì ero fondamentalmente di nuovo solo,
andando a scuola una mattina c'era sempre questa compagnia che si fermava alla fermata della Corriera, lo sapevo che usavano, sapevo quello che facevano, quindi inizio a passare di là. Quindi ho iniziato non in modo invadente, andavo lì, gli chiedevo se mi potevano dare qualche canne. Nel giro di poco tempo avevo iniziato a usare erba tutti i giorni in quantitativi molto grandi, insomma, facevo solo quello tutto il giorno. Nel frattempo avevo smesso di parlare anche con i miei genitori, quando comunque loro volevano solo darmi una mano, ma io non pensavo di non aver bisogno di una mano. A circa 16 anni inizio a conoscere questa ragazza e anche degli altri ragazzi, insomma. Loro usavano cocaina e da lì io ho iniziato a farne uso, già la conoscevo, ho iniziato a farne uso quotidianamente. Ad un certo punto però la situazione in casa diventa insostenibile. Quindi a un certo punto i miei genitori decidono di chiudermi la porta di casa perché era l'unico modo e ad oggi li ringrazio. Comunque da lì ho fatto alcuni mesi in strada, sono bastati alcuni mesi a farmi capire che quella non era la vita che volevo fare. Decido di tornare a casa e di chiedere una mano ai miei. Sono entrato a San Patrignano il 7 marzo del 2024, quel che mi ricordo era che ero in stato confusionale, però ero felice di tornare a star bene. Dal momento in cui ho smesso di drogarmi mi sono reso conto che avevo buttato via un sacco di anni e che avevo costruito la mia personalità sul niente. Però arrivato a un certo punto, con la mano insomma dei ragazzi che mi sono stati dietro all'inizio, del mio socio, che è il ragazzo che mi ha seguito per i mesi iniziali, ho capito tante cose di me e questo è stato fondamentale perché io non mi conoscevo. Diciamo che ho scritto e sto scrivendo tuttora il mio libretto delle istruzioni di come funziona. Lavoro nel settore grafiche. Faccio stampa digitale, lavoro con dei plotter, insomma, delle grandi stampanti, però facciamo anche packaging, facciamo un sacco di cose. E, oltre al lavoro però sto ritornando un po' alla comunità, al settore, ai ragazzi, quello che mi è stato dato all'inizio, la mano che mi è stata data, quindi cerco sempre di dare una mano e di aiutare le persone che sono in difficoltà, un po' come hanno fatto con me. Questa è una cosa che mi fa star bene. Ecco, io la sentirei tutti i giorni, anzi chiedo a Silvana Fanelli e anche a Dino Bottin se riusciamo a far girare questo video, a dare l'opportunità anche che altri ragazzi riescano ad ascoltare questo ragazzo che ha deciso di metterci la faccia, cosa non facile, come hai detto tu Silvana, ma soprattutto per far capire che forse possiamo ancora riprenderli se gli diamo una possibilità di salvezza, invece di etichettarli col drogato, con la cercare. Dino, prego. O perlomeno fargli capire prima dove vai, perché lui ha detto no, sono partito con una canna, poi aumentare. Cioè, se uno sa, per amore del cielo, poi può aiutare anche la società, ecco perché in rete, perché questi progetti, perché questi eventi che coinvolgono tanti giovani, perché finché sono là non fanno, cioè la compagnia è sana, parlo del Palio, parlo della compagnia è sana, non sanno divertimento la sera, beh, il compito nostro è garantirgli che loro siano protetti intanto che fanno divertimento, no? L'adulto deve essere là capace con l'aiuto dell'amministrazione pubblica, perché è ovvio che abbiamo bisogno, no, delle forze dell'ordine, noi facciamo di tutto il nostro possibile, ma è chiaro che noi non abbiamo la legge di fare poi determinati interventi, però possiamo distogliere e quindi educare, no? Ascoltare, hai detto all'inizio, la prima regola in questo mondo è saper ascoltare, dare un'opportunità, no? Il discorso di far emergere anche cosa si vuole fare da grandi, perché magari hanno un'idea, no? Come il libro che tu hai letto, voglio fare ingegnere, magari quell'idea poi scopre strada facendo che forse è più dotato, gli piace più fare qualche altra cosa, ma come puoi farlo fare se non lo ascolti e non prova, no?
Ecco, questo, e soprattutto diciamocelo chiaramente, se ho 10 giovani, insisto, che fanno disastri, non vuol dire che gli altri 800 siano tutti uguali 10. Ma è quello che fanno vedere però, sì. E dopo a casa vedi i giovani. Qua, noi lavoriamo da una parte, voi della comunicazione fate vedere che c'è un'Italia anche Ma non più basta sana. solo la comunicazione, bisogna fare un cambiamento culturale da parte di tutti noi. Prego Silvana. Ma è come dicevi tu, Mirella, quando parlavi di questa cosa, cioè se quello che conta è far crescere la paura delle persone, perché di fronte alla paura poi posso fare determinate scelte, è così che stiamo, come dire, facendo crescere le percezioni di insicurezza, le percezioni della paura, e raccontiamo solo questi fatti e li enfatizziamo e gli diamo una visibilità che non meriterebbero, perché invece di fare degli interventi, invece di andare a capire perché nascono queste situazioni. Pensiamo anche a tante baby gang o a tanti ragazzi, no, che vengono definiti le seconde generazioni, ma questi ragazzi come li consideriamo? Non gli diamo la cittadinanza, non li consideriamo sempre qualcosa di diverso. Dobbiamo sempre specificare italiano di origine ghanese, italiano di origine senegalese, italiano di origine... è italiano, punto. Questo non fa che approfondire la separatezza e fargli sentire un'altra cosa, e questo crea rabbia, crea astio, crea non sentirsi ascoltati, non sentirsi accolti, non sentirsi parte integrante della comunità come tutti gli altri. Smettiamola di usare, se uno ha la cittadinanza italiana è italiano, punto. Se no dobbiamo cominciare a dire italiano di origine siciliana, italiano di origine veneta, italiana di origine... Cioè, cosa vuol dire? Uno è italiano, punto. Quando ha acquisito la cittadinanza è italiano, punto. E invece questo alimenta, è un sottile modo per creare gruppi, per creare fazioni, per mettere gli uni contro gli altri, e purtroppo la vivono questa cosa, perché se uno va nelle scuole, soprattutto quando sono all'asilo, quando sono elementari, i bambini questa cosa non la percepiscono. No. I bambini sono bambini e non gli interessa niente. E crescendo che poi gli e gli esempi a casa dei genitori, perché loro sono spugne, poi dal comportamento che hanno capisci che qualcosa... E quindi è il linguaggio che deve cambiare, è il modo in cui affrontiamo questi temi. Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, cara signora, lei ha detto adesso, in questo momento, poco fa, che sono italiani di seconda generazione e non si può dire ma è gambiano. Allora io adesso le dico una cosa. Io voglio sapere con chi ho a che fare, perché per me quelle persone non sono italiane, sono importate in Italia, ma non sono italiani. Smettiamola di dire sciocchezze, ok? Seppur che lui è nato qua, che sia gambiano, che sia marocchino, che sia quel che si vuole, lui è nato qua, ma non è italiano, ok? Non è italiano, è sempre marocchino, sempre di quella generazione lì. Ok? Dobbiamo dire le cose come stanno, non inventarsi ogni giorno un sistema perché non deve essere nascosto. Questo non è razzismo, signora, glielo dico io, non è razzismo, è perché io voglio, da italiano, io, il cittadino italiano, voglio sapere con chi ho a che fare, capisce? Non bisogna nascondere sotto la sabbia quello che è. Ecco, non è proprio razzismo questo qua. Questo vuol dire, significa che io voglio capire con che persona ha a che fare, ok? Ecco, cerchiamo di essere onesti e naturalmente cerchiamo di essere obiettivi sulle cose, guardando le cose come stanno. Buona giornata e grazie. Vedi Maurizio, quando si parla bisogna stare attenti alle parole,
Perché voi potete fare tutte le riflessioni che volete, ma non potete dire che l'ospite dice sciocchezze. Perché a sua volta può dire che tu stai dicendo delle sciocchezze. Perciò il rispetto degli ospiti dovete tenere. Tu puoi fare le tue riflessioni, dire come la pensi, però non dire che l'ospite ha detto delle sciocchezze. Dici non condivido, ecco, la penso in un'altra maniera, perché le parole davanti alle telecamere sono pesanti. E siccome non ho ospiti di quinto, sesto, livello, settimo, ho ospiti che hanno dei numeri, fanno un lavoro per capire, perciò ti prego di quando ti rivolgi agli ospiti di fare le tue, nessuno ti toglie la parola, ti lascio dire quello che vuoi, però di dire le cose nella maniera corretta e rispettosa verso gli ospiti. Detto questo, i numeri parlano chiaro. I numeri sono numeri che fanno impressione. Il problema grande, Silvana Fanelli, è che però bisogna capire che devi comportarti e rispettare le regole. Perché sembra che qualcuno non abbia capito che abbiamo, anche se magari discutibile, le regole ci sono. Però abbiamo delle regole che indispettiscono l'opinione pubblica, perché vengono presi dopo 3 ore, sono già fuori, che delinquono un'altra volta. Questi ragazzini che ne fanno di tutti i colori, tanto qual è il problema? Non c'è sanzione. Tanto il papà mi difende, so già, mi darà una bella lavata, dico, ma voi però puoi mettere quel giorno io come ho vissuto. Ecco, forse bisogna anche far capire che bisogna dare delle regole a questi ragazzi, quelli che si comportano male, dico, perché non è che puoi fare quello che vuoi. Eppure sembra che qualcuno, invece di fermarli, o all'applicazione delle leggi, visto che dicono che ci sono, o delle regole ben precise, sembra che a qualcuno invece questo sistema vada bene, perché cresce la paura, loro vengono arrestati 4, 5, 6 volte, sono sempre gli stessi, nomi, cognomi, sanno dove abitano, ma nessuno li ferma. E loro continuano, tanto la famiglia non esiste, perché i genitori non sono in grado di fare i genitori. Le leggi sono quelle che abbiamo, il minore viene molto protetto, anche se poi a 18 anni pagherà tutto, nessuno glielo dice, ma è così perché poi si segna, ma loro pensano di essere infallibili. Allora, Silvana Fanelli, cosa diciamo? Le leggi ci sono e vanno fatte rispettare, dopodiché bisogna anche capire se è quella la strada che serve per determinati fenomeni, perché aumentare i reati, aumentare come dire, gli anni di prigione, aumentare quando non sei neanche in grado di sostenere questo tipo di politica, perché sappiamo la situazione in cui sono le carceri, la situazione, e poi sappiamo che ci sono altre norme che fino a un certo livello di reato anche penale si trasforma in amministrativo e in una sanzione. Bisogna essere oggettivi e capire qual è la strada migliore per affrontare quelle situazioni. Forse non è quello di prendere e metterli tutti in galera, chiaramente poi dipende dalla gravità del reato, no, non è un ragionamento che può valere in assoluto. Reato, ti faccio fare un percorso. Ti faccio fare un percorso, ci sono, no, penso che si possa, adesso lo dico, le associazioni di volontariato, ci sono delle associazioni... Ma tirare i carretti non farebbe mia male, tirare i carretti non farebbe male. Un altro modo di tirare. Cioè, seguirli in queste attività, fare cioè metterli a come dire, svolgere quell'attività che magari loro hanno rovinato, distrutto. Non è che però, Silvana, stiamo cercando di usare, dico io, dopo può darsi che sbagli, però io faccio i percorsi, perciò so cosa parlo con loro, che li proteggiamo troppo, nel senso, gli diamo degli strumenti come di protezione. Ad esempio, io non sono d'accordo nel metterli nelle RSA con i diversamente giovani, ma non nel senso che non sono d'accordo, perché parlando con questi studenti che io ospito, sono loro stessi che dicono non va bene, se uno ha commesso un reato importante, certo, deve avere una punizione adatta a quel reato. Invece sembra che queste strutture siano così accoglienti, così a portata di mano,
E invece progetti che potrebbero invece dare un significato diverso vengono messi all'angolo, non vengono presi in considerazione. Faccio la cosa più semplice, li metto là. Qual è il problema? Cioè non è che forse dobbiamo cambiare un po', vedere chi è questo ragazzo, poi sentiamo anche Dino, cosa ha commesso, e in base a quello, non so, trovare lo sport, come dici tu, il lavoro, un qualcosa, invece sembra che... sì, ma e come dici tu, Mirella, è quello che cercavo di dire. È chiaro che non è che chiunque lo mettiamo in un percorso, come dire, di recupero, perché se hai ammazzato un'altra persona, vai in carcere e là. Ok, se hai... Ma ci sono situazioni nei quali ci sono spaccate, cose di questo tipo vandalismo. Lì tu devi costruire dei percorsi per far crescere queste persone. Poi tu parlavi della troppa protezione. È un discorso molto complesso e forse una volta lo faremo. E i ragazzi oggi non hanno, quando sperimentano le prime prove di autonomia. Ferma, perché abbiamo Luciano da Jesolo, se no mi cade la linea, ma poi continuiamo. Vai Luciano. Pronto? Pronto? Prego. Pronto, buongiorno signora Mirella, mi chiamo Luciano e telefono da Jesolo. Saluto lei e i suoi due ospiti. Vorrei dire una cosa alla signora della CGIL. Guardi, io non sono pienamente d'accordo con lei. In parte giustifico non il modo come si è espresso il signore precedentemente, per carità, però il concetto non è che sia poi tanto lontano da quello che diceva il signore. Lo sapete e lo sappiamo benissimo noi veneti, che per antonomasia siamo un popolo, una regione emigrante. Io, guardi, 50 anni fa, e questo la dice tutta, può dire tutto sulla mia età, sono stato 4-5 anni fra Sicilia e Calabria, mi sono adeguato, c'era già la differenza fra noi nordici, diciamo, e loro del sud. Mi sono integrato, mi sono trovato bene con loro, e tuttora dopo 50 anni io ho contatti con i miei amici, con i miei coetanei di allora. Però le dico una cosa, e su questo non sono d'accordo con lei quando diceva che siamo tutti italiani. Siamo tutti italiani, noi veneti, noi italiani, la nostra mentalità, le nostre radici non le dimenticheremo mai. In dialetto veneto si dice una cosa: da socca se cavastea, non so se avete capito quello che intendo dire. Perciò anche magari gli italiani di seconda o di terza generazione come quelli, le loro radici, come che è giusto che sia, le mantengono. È difficile, però bisogna dirlo, per carità. Io non sono contro, io ho lavorato nella mia vita lavorativa, ho lavorato insieme a loro, cioè con meridionali e con extracomunitari sia dell'est che magrebini. Ho sempre lavorato, però loro hanno la loro mentalità e non la cambieranno mai, come che è giusto che sia. E questo volevo dirle. Grazie caro Luciano, grazie della telefonata. Silvana, prego. No, ma allora il fatto che siano italiani non vuol dire che non debbano mantenere come dire, le loro radici, come diceva l'ascoltatore. È chiaro che se sono italiani si adeguano alle leggi italiane, a quello che è la cultura in senso lato, cioè più legislativa, perché altrimenti, se dobbiamo essere tutti uguali perché siamo italiani, non dovremmo neanche avere le nostre peculiarità di veneti, quelle dei calabresi, quelle dei siciliani, quelle dei pugliesi, quelli dei lombardi. Cioè è chiaro che c'è una cultura di provenienza che uno custodisce gelosamente, e questo è un fatto e va rispettato dal mio punto di vista. Quella cultura però deve adeguarsi alle leggi del paese in cui vivi. Se ho la cittadinanza, vuol dire che ho fatto un percorso molto complesso nel nostro paese, per cui sono
come dire, rispetto quelle leggi. Poi se uno non rispetta la legge, che sia di origine magrebina, che sia di origine dell'est, che sia veneto, lombardo, eccetera, va perseguito esattamente come qualsiasi altra persona. Ma se no, se non riconosciamo che possano mantenere una parte della loro cultura, mi chiedo perché allora dobbiamo mantenere le differenze culturali tra regioni. Ma non è che, sono un po' Silvana, perplessa. parliamo solo di una svolta burocratica, perché alla fine, cioè, non è che questa cosa influisca a livello, diciamo, quotidiano, cioè solo tu quando fai la carta scrivi, se hai tutte le carte in regola, se hai la cittadinanza italiana, sono italiano, perché capita anche a me al Banco Solidale, devo scrivere italiano da, italiano da, italiano da, siccome ho tanti paesi, voi lo sapete, e diventa un grande problema e delle volte quando l'accoglienza fa questa, i volontari dell'accoglienza fanno questa domanda rimangono perplessi anche loro, e poi c'è qui lui ha la cittadinanza, l'altro no, un macello a livello burocratico. Guardate che è da mettersi le mani nei capelli, perché magari su 5 uno solo ha la cittadinanza italiana e gli altri no, perché funziona così, ma nessuno lo spiega questo, devo spiegarlo io come funziona quando presenti le carte, cosa viene richiesto quando tu fai tutta la documentazione e la devi mandare ai banchi proposti, quelli nazionali, e diventa veramente un lavoro pazzesco, e se uno ha 3-4 bambini non vi dico la tragedia. Non è che forse hanno messo tutta questa burocrazia proprio per impedire di avere una visione più chiara e pianificare in modo diverso? Insomma, per ottenere la cittadinanza nel nostro paese ufficialmente ci vogliono 10 anni, ma i cavigli e le come dire, contemporaneità di situazioni che devono esserci fanno sì che le persone attendono 15 e anche 20 anni per avere. Quindi una persona, quando è stata per 15-20 anni in un paese e ha rispettato le sue regole, perché ripeto, non stiamo parlando di persone che delinquono, perché quelle, chi delinque, cioè, è già a me non interessa da dove proviene, delinque e va perseguito, punto. Cioè, che cos'altro deve dimostrare, cioè che cos'altro deve fare? Poi a me sorprende un po', perché poi alcuni aspetti delle altre culture ci piacciono, penso al cibo, come dire, al mix anche di gastronomia che hanno portato, i gruppi folcloristici che vengono qua, che ballano, che danzano. Allora dico, è un mix che ci fa crescere, è chiaro, lo ribadisco con chiarezza, chi delinque va perseguito, è un'altra storia, indipendentemente dalla tua provenienza, che è un'altra cosa. Gianni da Montebelluna, ciao Gianni. Caduta la linea, vediamo se la riprendiamo. Allora, Dino, cosa vuoi dire? Dino Bottin, ecco, come ci saluti, ormai il tempo è volato. Io sono del mondo del volontariato, presiedo un gruppo di volontari, no? E quindi magari in alcuni discorsi noi li viviamo, per noi, te l'ho detto all'inizio, ci sono delle parole importanti: rispetto, no? Umiltà, ascoltarsi e lavorare in squadra, imparare a capire che anche l'altro può insegnarti qualcosa. Non è facile da fare. Abbiamo visto anche che gli eventi, e magari anche quelle persone che mi criticano magari anche i ragazzi, perché fare le prove significa occupare una strada in salita, significa 30 giovani che corrono dietro un carro. Capisco il disagio, non voglio dir di no, però fermatevi un attimo prima anche di criticare e attaccare, portate pazienza 2 secondi o perlomeno un minuto, non è la vostra vita che va a remengo, uso una parola veneta, se attendete 2 minuti e fate sì che questi ragazzi possano sfogarsi e allenarsi per un momento importante che è a settembre. Sono là,
non sono altrove, sono là che stanno facendo amicizia tra loro, poi squadra con squadra c'è l'antagonismo, ma c'è anche l'amicizia, lo vediamo nelle serate di presentazione, che per noi comunque è una festa, perché cominciano a essere veramente piene di giovani che si trovano tutti insieme con la voglia di stare insieme e di parlare. E parlare Signora, vieni a significa farci un ascoltarsi. saluto veloce, no, non vuole venire a salutare, vabbè, faremo la prossima volta. Però è peccato L'importante è che sapete che ci sono. No, ma è peccato perché cioè, gli esempi sono fondamentali a mio avviso, far sentire parlare gli esempi, specialmente questa figura femminile che è sempre la più presente. Bisogna dire la verità perché i numeri sono fatti dalle donne nel mondo del volontariato. Anche ragazze che si allenano, le squadre del palio femminile, attenzione che se va avanti così. È una bella iniziativa. Silvana Fanelli, come ci saluti? Come vi saluto, sperando che, come dire, si semini il rispetto, come diceva Dino, il rispetto, l'ascolto e l'attenzione all'altro, perché sono elementi che possono migliorare la nostra vita, il mondo che ci circonda. Io vorrei aggiungere una cosa a Dino Bottin. Non è, Dino, che forse dobbiamo iniziare ad andare a suonare i campanelli come si faceva una volta? Pronto? Sì. Ciao, sono Dino. Vieni a darmi una mano, papà. Cosa dici? Mamma, venite anche voi. Perché Ma no, veramente... non era perdere tempo a fare volontario. No, bisogna perché ci iniziare. sono queste frasi. Ecco, questa cultura, l'ho evitato di dirlo prima, ma tu mi hai portato dentro. Cioè, a chi critica, chiedetevi, avete fatto al minimo 2 ore, 3 ore all'anno di volontario, cominciate a fare anche questo. Io ho visto anche un semplice gesto con i nostri ragazzi di andare nell'RSA, quindi di andare nei giorni di un tempo, no, per tenere un legame. All'inizio sembrava, no, ma dove andiamo, dove mi porta sto presidente? E invece adesso bisogna anche selezionare, perché non si può andare tutti, e quindi bisogna regolarci. Cioè c'è stata una comunicazione di capire che la vita nasce nei momenti in cui siamo puri, no, che ancora non conosciamo tutte queste cose, per poi finire, perché è già segnata la vita. È inutile che andiamo a pensare di vivere 150, 300, 800 anni, c'è una fine. Facciamo bene questo percorso. E quando abbiamo dei ragazzi, l'ho detto chiaramente prima, attenzione, c'è un momento che poi ti porta a brutta compagnia, era per far sì che le nuove generazioni e una società migliore, io credo che va investito proprio e difeso nel volontariato, proprio nel creare quei momenti di socializzazione e di ritrovo, di creare le sane compagnie dove, se c'è quel bullismo e quell'anzianità, interviene per far sì che quell'ambiente sia in sicurezza. Allora, Pierina da Bagnoli, perché ho straforato già gli ospiti che aspettano. Pierina, veloce, vai. Arrivederci. Mirella, lei e anche i suoi ospiti. Ciao. Volevo dire che è vero che sono ragazzi, però si deve anche pensare a quello che dicono quando vengono intervistati questi baby gang, ma siano italiani siano stranieri, Mirella, perché quando uno di seconda generazione dice Italia di me, carabinieri di merda, odio l'Italia, questo ha detto, prima cosa. Seconda cosa, ma bisogna che futuro, che passato hanno avuto, che passato sanno che passato ho avuto io, che eravamo in 15 figli, Mirella, non avevo da mangiare, avevo un sacco di problemi, i miei genitori non mi mandavano a scuola perché abitavo in capo al mondo, c'era un metro di paltan, non si riusciva ad andare a scuola. Ma cosa stanno dicendo? E stanno sempre proteggendoli. No, oppure fare una struttura. Chi paga la struttura? Chi paga questa struttura, Mirella? L'abbiamo già fatta, la stiamo pagando noi. L'abbiamo già fatta, Pierina. Pierina, grazie della riflessione. Devo chiudere perché ho traforato, ma sei stata molto chiara su quello che hai detto, ed ecco qua che esce l'esempio negativo
invece che l'esempio positivo, perché giustamente Pierina dice quello che sente e quello che vede, e questa è la situazione che ci troviamo. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Non siamo stati invitati ovviamente, altrimenti avrei novità da darvi, non ne ho, non abbiamo condiviso nulla, nessun progetto, siamo esclusi da qualsiasi tavolo, addirittura dal tavolo di attività produttive che dovrebbe essere mensile. L'esclusione dal tavolo a Cassugana con le associazioni di categoria per discutere delle nuove tariffe con un focus sui parcheggi lascia l'amaro in bocca a Nicoletta Piovesan. Non c'è nessun tavolo, non c'è nessun tipo di confronto e non riusciamo addirittura a portare a conoscenza del sindaco delle nostre idee. Evidentemente Veneto Imprese Unite non è considerata abbastanza, anche se abbiamo oltre i 400 iscritti e rappresentiamo realmente com'è il commercio di Treviso. Non siamo seduti dietro a una scrivania a fare teorie, abbiamo il commercio reale e concreto dei nostri cassetti e le lamentele dei clienti che sentiamo quotidianamente. Non capiamo assolutamente perché non siamo ascoltati. Le decisioni prese nell'incontro poco convincono Piovesan, a partire dalla reintroduzione della gratuità nella pausa pranzo. La giornata lavorativa, se deve essere a pagamento, che lo sia alle 12 ore, alla tariffa più bassa possibile. Non è corretto per il resto del commercio agevolare nessuna categoria, non escludere e non agevolare. Quindi siamo tutti nella stessa barca. La nostra proposta, visto che magari il sindaco Mario Conte ci ascolta, è quella di portare 7 giorni su 7 a pagamento, le 12 ore come hanno deciso, non solo la domenica pomeriggio ma la domenica mattina. È corretto ed è giusto che tutti paghino 365 giorni l'anno nella forma più economica. Nicoletta Piovesan, presidente dell'Associazione Veneto Imprese Unite, qui con noi. Abbiamo visto queste interviste, abbiamo visto anche immagini di repertorio. Il problema è che molti locali se ne stanno andando, abbiamo sentito adesso anche gli ultimi 2 bar, bar storici, soprattutto La Pace, perché appunto la Fondazione ha deciso di fare un museo in questi locali. Però vediamo veramente il problema degli affitti, soprattutto affittasi che c'è in centro storico e soprattutto i costi che veramente sono insostenibili per qualcuno, perché gli affitti rimangono sempre alti e impossibili a volte. Prego. Intanto buongiorno e grazie dell'invito Mirella, vengo sempre molto volentieri qui con te a fare 2 chiacchiere. Sì, un problema veramente grave, sempre più pesante, non vediamo soluzioni, ma soprattutto ci rendiamo conto che ancora non è finita. Perché ogni tanto passando si vede una vetrina chiusa, chi lo dice e chi non lo dice. Adesso appunto questo La Pace e l'altro locale a fianco che sono a fine contratto, ma non abbiamo un problema solo di spese, perché se le entrate sono superiori alle spese uno ci sta. Il problema è che non ci sono le entrate, Treviso è sempre più vuota, causa parcheggi, causa poca pubblicità produttiva, perché la pubblicità del marketing che si dovrebbe fare per il commercio di Treviso non esiste. Non abbiamo un comparto nell'amministrazione comunale che si interessi del marketing del commercio. Ascom fa quello che può e quando può, mettiamola così, noi siamo comunque rimasti esclusi da ogni tavolo di confronto. Abbiamo un sacco di idee, noi continuiamo a ritrovarci con delle idee comuni e a condividerle con chi è interessato, però non riusciamo a condividerle con chi ha la regia in mano in questo momento di Treviso.
siccome nessuno è eterno, aspettiamo che arrivi qualcuno che abbia la volontà e la voglia di realmente fare qualcosa di concreto. Quindi noi diciamo che in questo momento siamo in attesa, con idee e progetti pronti ad essere valutati, però siamo in attesa, null'altro possiamo fare. Un'altra cosa importante, io ne so qualcosa, penso che siano più di 50 anni che parliamo di parcheggi, il problema è la situazione parcheggi, situazione bus elettrici, minibus piccolini, ecco, la possibilità di dare alle associazioni la visibilità di unire le forze, invece viviamo ognuno nel proprio quartiere, ognuno col proprio orticello, guai chi intermette il naso, e questa divisione continua a fare molto male perché le forze non si uniscono. E soprattutto non ascoltare, ecco, non riesco a capire perché non si voglia ascoltare anche altri che la pensano in maniera diversa. Lo dice perfino Vanacci che bisogna ascoltare tutti, no, lo dice perfino lui che bisogna fare il confronto e dopo ognuno, forse è così che prende i voti, che ognuno la pensa alla propria maniera, però il dialogo è fondamentale per capire di crescere, di far crescere questo paese. Come mai si interrompe nel momento, perché i numeri sono importanti, che anche tu porti i numeri, però questi numeri non bastano per farti sedere attorno a questo tavolo dove si confrontano le categorie. C'è troppa politica. Quando c'è troppa politica e si guarda solo al partito, non si ha l'idea di quello che concretamente si dovrebbe fare vivendo e assumendo dei ruoli importanti per l'amministrazione di una città come Treviso. Quindi se io mi metto a dire che politicamente devo percorrere una strada, ma concretamente dovrei farne un'altra e scelgo la politica, non il bene cittadino, ma il bene politico, qui decade un pochino quello che è il ruolo di ogni amministratore e con tutta la giunta, con tutto quello che sta avendo dei ruoli dato dai voti. Quando io ho una persona che assume un ruolo per dei voti che vengono dati dai cittadini, dovrebbe rispettare prima i cittadini e poi la politica. Invece in certi casi viene fatto l'opposto, con dei risultati che vediamo, sono tangibili al giorno d'oggi, ma con che fine? Se io devo fare politica e demolire, vuol dire che non abbiamo capito bene cosa dovrebbe fare la politica. Io non faccio politica, non sono politico, però capisco da sempre, e è una cosa che tutti possiamo vedere, e la politica deve, e ripeto, deve essere a servizio della comunità, non l'opposto. Allora andiamo a vedere cosa dice questa commerciante storica della pescheria in merito proprio all'accoglienza e al degrado del luogo dove lei lavora. Andiamo a vedere. Il carrello utilizzato come giaciglio per dormire, un bivacco di fortuna nel cuore di Treviso, dove più volte commercianti e cittadini hanno chiesto maggiori controlli. Non è certo un bel biglietto da visita, ci dicono, soprattutto perché in questa parte della città transitano tantissimi turisti. Parliamo del cuore del centro storico di Treviso, ci vuole un occhio di riguardo, abbiamo già fatto i nostri esposti, anche perché è una zona di mercato. Perché se nell'isola in mezzo al Cagnan la situazione non è facile, non va meglio nell'area del mercato ortofrutticolo. C'è una zona che bivacca, però c'è un assembramento di personaggi un poco raccomandabili. Comunque penso che il Comune si adopererà chi per esso per risolvere la questione. Speriamo il più presto possibile. Ma a questo si aggiunge una situazione di degrado assoluto proprio all'ingresso della piazzetta San Parisio. La titolare di un negozio ogni mattina cerca di pulire. Non so se il Comune, per carità, è bravo il nostro sindaco, bravissimo, però qualche volta che venga una passeggiata a vedere la pescheria. E lei da stamattina che sta pulendo qui? Sì. Alle 5 del mattino la signora Luisa passa di qua, pulisce, cerca di lavare per togliere l'odore sgradevole che aleggia nella zona. In quest'area il degrado regna ormai da tempo. Siamo in centro.
cosa serve? Cosa serve? Adesso poi mi tocca a me. I turisti seduti a pochi passi nei tavolini dei locali turistici di Treviso, sullo sfondo le zone più belle della città, forse con qualche bivacco di troppo e qualche rifiuto abbandonato nella notte. Eppure quando si intervistano i turisti dicono città bella, città d'acqua, città pulita, eppure i commercianti che vive la quotidianità, non tutti, ma sono di parere diverso. Prego, Nicoletta. Purtroppo noi vediamo anche il dietro, no? Non solo quello che vogliamo far vedere sulle cartoline. Vivendo la città tutto il giorno, tutti i giorni, 24 ore su 24, perché per vari motivi i vari lavori portano a frequentazioni ad orari diversi, i locali chiudono più tardi, il negozio un po' prima, aprono un po' prima, insomma. Facciamo vedere al turista quello che ci piace, che sia poi l'immagine di Treviso. Concretamente chi ci abita, chi la vive per lavoro sa benissimo com'è. E devo dire, e qui devo ringraziare comunque tutti i commercianti e tutti gli abitanti che puliscono davanti casa, no? Davanti al negozio, davanti alle vetrine. Lo facciamo quotidianamente, ci lamentiamo, ma lo facciamo. Perché anche noi abbiamo piacere che l'immagine di Treviso sia una Treviso pulita, ordinata, ben frequentata, non pericolosa. Certo che non possiamo fare tutto noi, quindi noi nel nostro piccolo, ognuno di noi lo fa. Ma cos'è che manca di più a Treviso secondo te? La mobilità, le infrastrutture, cosa serve? No, manca il coordinamento. C'è tutto, ma se noi abbiamo delle grandi potenzialità ma non le sfruttiamo, è come non avere nulla. Quindi ad un certo punto se io prendo esempio la contarina che potrebbe pulire bene, ma non gli dico guarda che devi passare anche lì, quasi quasi dico che non è più colpa di Contarina, ma chi dice a Contarina cosa deve fare. Perché io parlo anche con gli operatori di Contarina, perché è corretto ed è giusto sentire tutte le campane, non solo quelle di lamentela, e mi dicono sì, ma noi abbiamo per contratto, dobbiamo pulire lì 3 volte, qui una volta all'anno, di là. Ecco, forse magari da rivedere, riorganizzare più coordinamento, le necessità reali. Allora saluto la professoressa Maria Assunta Zanetti. Buongiorno professoressa, grazie di essere qui, veramente grazie. Allora spieghiamo di cosa si occupa la professoressa. Prego professoressa Zanetti. Buongiorno a tutte e a tutti, io mi occupo appunto di psicologia dello sviluppo e dell'educazione e l'intervento appunto che mi era stato chiesto per oggi era dar conto di un'esperienza che ormai stiamo portando avanti da 6 anni a questa parte, che è chiamiamo un orientamento all'eccellenza. È un progetto che vede coinvolte studentesse e studenti da tutte le parti d'Italia. Si svolgono le attività durante l'anno scolastico per poi arrivare nel mese di giugno a organizzare appunto delle settimane di orientamento in alcune sedi universitarie. Ecco, questo è un po' il progetto. Se volete appunto, se vuole farmi qualche domanda. Sì, infatti vorrei capire dal suo punto di vista molto importante, ecco, come sono questi ragazzi, perché vede professoressa, io tutte le mattine li difendo, cerco di difenderli al massimo, perché purtroppo gli esempi negativi, pochi rispetto ai positivi, però è quello che ci fanno vedere purtroppo. Gli esempi positivi ne vediamo molto pochi, sì che ce ne sono tantissimi. Lei sta spiegando questo progetto, prima avevo la responsabile della CGIL di Treviso con un altro progetto di orientamento dove emerge questi ragazzi che sono educati, che si parlano di intelligenza artificiale ma con molta cautela, perché sanno benissimo che può fare anche molto male, sono molto preparati, sanno, però hanno sempre bisogno di un accompagnamento. Questa è la verità e lo dicono loro. Forse è l'adulto che non ha capito questo, che bisogna educarli anche con l'accompagnamento. Quando io ho intervistato questi ragazzi, sia qui in trasmissione a Sveglia Veneti, ma anche durante un premio che ha ricevuto l'Irigen di Rosà,
questi ragazzi hanno detto sì, noi siamo bravi, sappiamo anche fare, ma abbiamo bisogno di essere accompagnati dalla figura dell'adulto, e questo è molto importante, bisogna ascoltare questi ragazzi. Perché non li ascoltiamo così poco da non capire come possiamo aiutarli? Perché hanno le idee chiare loro e hanno detto voi dobbiamo essere accompagnati. Prego professoressa. Sì, ecco, proprio un po' il lavoro che noi stiamo facendo come dico, da 6 anni a questa parte. Abbiamo iniziato a fare una proposta che parte dall'Università di Pavia, ma vede coinvolte anche diverse altre sedi universitarie, tra cui Padova, Palermo, Siena, e queste sedi universitarie si prestano, insieme appunto noi dell'Università di Pavia, a accompagnare durante l'anno scolastico con delle attività che vengono proposte online. Sono delle classi virtuali, classi molto piccole, composte da 15-16 alunni, i quali sono stati appunto selezionati in base a che cosa? In base a una candidatura che hanno segnalazione, diciamo che gli insegnanti della secondaria e secondo grado è un progetto rivolto agli studenti e studentesse delle classi quarte della secondaria di secondo grado. Vediamo anche le immagini di quella regia che ha mandato la professoressa Zanetti. Prego, prego professoressa. Sì, e questi ragazzi appunto vengono selezionati, prima individuati dagli insegnanti. Ecco, questo è il gruppo che abbiamo avuto qui a Pavia, proprio dal 22 al 25 di giugno, ma contemporaneamente in altre sedi universitarie, tra cui Padova e Siena e Palermo, ce ne sono stati altri. La nostra è la classe più numerosa, per dire questa è un laboratorio di intelligenza artificiale e informatica, questo è il laboratorio di chimica e tecnologia farmaceutica, c'è poi un laboratorio di matematica, laboratori di astrofisica, laboratori di scienze dei materiali. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire appunto, come diceva giustamente lei, che in base alle indicazioni degli insegnanti, che non vuol dire che devono essere ragazzi che hanno tutti voti eccellenti, ma ragazzi che hanno il desiderio di imparare, hanno delle buone capacità di ragionamento. In base appunto alle segnalazioni degli insegnanti chiediamo a questi ragazzi, a queste ragazze di fare una lettera motivazionale, dire perché vuoi partecipare a questo progetto, e in base a queste segnalazioni, per dire lo scorso anno noi abbiamo avuto ci sono stati candidati più di 350 ragazzi che hanno poi nel mese di novembre è stato proposto loro una selezione in cui siamo andati ad indagare non solo gli aspetti di ragionamento, ma anche gli aspetti motivazionali, il desiderio di conoscere, il desiderio di imparare in ambiti che sono ambiti che spesso a scuola non vengono affrontati in modo così sistematico. Pertanto abbiamo appunto fatto in modo però che queste attività venissero riconosciute all'interno di quello che viene chiamato formazione scuola-lavoro, per cui sono ore che i ragazzi appunto a cui sono stati sottoposti durante l'anno hanno un'ora al mese un'ora e mezza al mese con docenti universitari che si prestano ad affrontare in queste classi virtuali, che sono composte da alunni e alunne che provengono da diverse realtà, che hanno scelto di partecipare alla classe di robotica e intelligenza artificiale, che hanno chiesto di partecipare alla classe di scienze dei nanomateriali, piuttosto che di chimica e tecnologia farmaceutica, di matematica o di astrofisica, e hanno pertanto un'ora e mezza di docenza universitaria che li stimola appunto ad essere coinvolti su alcuni argomenti appunto che sono di arricchimento al percorso scolastico, un'ora al mese in cui lavoriamo sulle dimensioni motivazionali, si chiama l'ora di team spirit, per cui lavoriamo su una dimensione più emotivo-relazionale,
e anche sulla loro progettualità, e un'ora al mese hanno un webinar in lingua inglese relativamente all'argomento che stanno affrontando. Professoressa Zanetti, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, lei ci deve anche lasciare appunto fra poco. Sì. La mia domanda è anche questa, mi faceva proprio piacere averla in trasmissione. Allora, io ho ospite molte volte una mamma che ha creato anche un'associazione, La Voce di Lisa. Lei ha adottato questi 3 fratelli, li ha portati a casa tutti e 3 dalla Russia per non dividerli, li amano, ha una famiglia meravigliosa, come di più che fossero proprio dei loro figli. Però c'è un problema, la seconda, Lisa, che adesso ha 18 anni, sente ma non parla e perciò lei avrebbe bisogno della lingua dei segni per essere inserita in un mondo scolastico e anche lavorativo. Cosa succede? Noi parliamo, come lei ha spiegato molto bene, di intelligenza artificiale, però ci dimentichiamo che la lingua dei segni c'è anche l'Università Ca' Foscari a Venezia, nelle scuole non viene insegnata, oppure l'insegnante di sostegno, che vorrei spiegare che non è per una persona ma per la scuola, perché ancora non si sa questo, sembra che sia perché c'è qualcuno che ha bisogno, invece è per tutta la scuola, non riesce ad avere, ma soprattutto non è inserita e non riesce a inserirsi, nonostante il diploma, nel mondo del lavoro, perché per qualcuno è un problema, non è una risorsa. Non le sembra che sia arrivato il momento di dare giusta importanza anche alla lingua dei segni? Una volta noi eravamo piccoli, alle elementari, le maestre che avevano 30-35 ragazzi che facevano da psicologhe, facevano tutto, riuscivano a fare anche questo, io me lo ricordo benissimo. E poi sembra che come le cose che funzionano bene viene tolta per mettere qualcos'altro. Io, con tutto il rispetto che posso avere per l'intelligenza artificiale, questi ragazzi sono molto più avanti di noi, tanto è vero che ormai vanno a scuola con i compiti fatti dall'intelligenza artificiale. Questo me l'ha detto una professoressa, ha detto non do più compiti perché venivano tutti perciò la sanno usare molto prima di quelli che volevano spiegarla, perché questa è la verità. Sarebbe il caso di cercare di capire che c'è un'altra lingua fondamentale, che è la lingua dei segni, che può diventare utile a tutti, perché qualsiasi persona può avere anche un incidente, anche in ospedale, riuscire a parlare, ma con la lingua dei segni. Perché si è accantonata una cosa così importante come la lingua dei segni? E secondo lei nel futuro, oltre che di intelligenza artificiale, riusciremo a far capire l'importanza della lingua dei segni? Veramente importante. Prego, professoressa. Sì, allora tenga conto che in un'ottica di oggi società inclusiva, che deve offrire a tutti le stesse opportunità, non garantire a una persona di poter esprimersi e di poter comunicare in base appunto alle sue, in questo caso, fragilità, mancanze, utilizzando la lingua dei segni, vuol dire fare una reale discriminazione. Per cui non si parla di inclusione, e giustamente lei diceva ci sono degli insegnanti di sostegno che sono sulla classe, non sull'alunno, che dovrebbero essere messi, e anche in questo caso mettere delle risorse a disposizione, anche con delle persone che hanno la possibilità di insegnare la lingua dei segni. Guardi, qualche anno fa io insegno sviluppo del linguaggio anche, e avevo una studentessa che era interessata alla lingua dei segni. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una tesi di laurea in cui abbiamo proposto, e è stato accolto dalla scuola, e ci sono alcune scuole che fanno esperienza di questo genere, hanno proposto all'interno del loro curriculum scolastico di introdurre la lingua dei segni come seconda lingua, perché è una ricchezza, come diceva lei, poter avvalersi anche di un linguaggio, come noi oggi dobbiamo essere pronti a essere preparati sulle lingue, la lingua inglese, la lingua francese, e perché no l'arabo, e perché no il cinese, e perché no la lingua dei segni. Io penso che sia una grave mancanza e non certamente
un aspetto inclusivo, non riconoscere dignità a questa lingua. È una lingua a tutti gli effetti, non è solo un modo di esprimersi, ha delle regole, ha una grammatica e pertanto è importante che venga conosciuta. Grazie, veramente la ringrazio per queste parole, ecco, le farò sentire alla mamma Raffaella Buzioli e al papà Giovanni, perché veramente ancora adesso purtroppo non riesce a essere inserita nel lavoro perché per qualcuno è un problema e non una risorsa, invece potrebbe diventare una risorsa. Ci sono anche degli strumenti, degli apparati che potrebbero essere messi a disposizione in modo tale che lei possa anche vivere questa sua diversità non in modo così svidente, perché questo poi va necessariamente anche ad avere delle ripercussioni. Abbiamo Paolo da Verona, professoressa, poi continuiamo. Vai Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, sto seguendo discorso che fa la professoressa, poveretta, quella non ha capito niente, mandiamolo pure a raccogliere i pomi, le mele. Ecco, perché come si fa? I giovani non si educano con l'intelligenza artificiale, non c'è niente da fare, basta venire qui al mio paese, vedete cosa hanno fatto alla facciata della mia, perché mi lamento di quello che fanno, mi sono lamentato. Cioè sono degli, è inutile cercare di salvarli, questi bisogna bastonarli, perché non ne rientrano più nella società civile, capito? Passano tutte le ore a velocità stratosferiche, vigili non ce ne sono. Questo è un problema, no? Quella professoressa là, poverina, mandiamola a raccogliere mi raccomando, ecco, attenzione, perché il rispetto per gli ospiti è doveroso, Paolo, l'ho detto anche prima, ognuno la pensa alla propria maniera, ma il rispetto degli ospiti è doveroso. Allora, Nicoletta, tu sei anche una mamma, rispetto a quello che hai sentito e quello che ha detto anche la professoressa Gianetti e le varie telefonate, l'importanza di capire chi è tuo figlio, di cosa ha bisogno tuo figlio, specialmente se è un problema anche di disagio vissuto o anche un disagio fisico. Prego. Allora, intanto sono rimasta sconvolta dall'intervento della telefonata e vorrei dire a quel signore che sì, è vero, una parte può aver fatto dei malanni, dei danni, ma io da mamma e comunque da persona... Io nei miei 55 anni ho fatto un po' di tutto, ho fatto animatrice di Grest, ho insegnato catechismo, ho fatto un sacco di cose perché mi piaceva fare qualcosa per la comunità e per tantissimo tempo sono stata a contatto con ragazzi, oltre ad avere 4 figli, ma ho sempre cercato quel buono nei ragazzi perché comunque sono il nostro futuro e lo vedevo già da quando avevo 30 anni, cioè ero ancora io il futuro di qualcuno, ma vedevo nei bambini il futuro mio. Quindi sì, ci sarà sicuramente qualche ragazzino da raddrizzare, li bastoniamo, no? Gli spieghiamo come va fatto nelle maniere giuste e magari anche dure, perché no? Anche dure, con severità. Altra cosa è aiutare i ragazzi che hanno già voglia di fare, cioè quelli che non devono essere bastonati. Però se noi prendiamo su un campione di 100 ragazzi, ne avremo 10 da rieducare, è difficile, e 90 sono bravissimi, sono quelli che ci danno la forza di andare avanti, sono quelli che fanno tutto bene in maniera silenziosa, dove quel signore avrà visto passare davanti a casa sua 1000 ragazzi, di quei 1000 solo 3 le hanno fatto un malanno, ma gli altri sono brave persone, sono magari quelli che, e io li vedo quando vado al supermercato, signora posso aiutarla? La borsa della spesa pesante, la aiutano a metterla nella bicicletta. Aspetta, perché la professoressa deve andare via, professoressa Gianetti, però vorrei anche capire come gestire questo malessere che c'è, perché ormai la paura regna sovrana, ho paura di incontrarli, ecco, non è possibile
possibile aver paura di un ragazzino di 13-14 anni, eppure sta succedendo questo? Perché regna la paura invece di capire che, come dice anche Nicoletta, gli esempi positivi sono tantissimi, però non si vedono, professoressa, là è il dramma. Ecco, io cerco di fargli anche vedere anche questo ragazzo che è uscito dalla droga con San Pantrignano, l'intervista che ho mandato anche questa mattina. Però invece l'esempio negativo regna sovrano e qui la popolazione diventa matta, non sa più cosa fare, cosa dire, e sono questi i nostri ragazzi, ma non è possibile. Prego, professoressa Zanetti, poi ci saluta naturalmente. Una battuta finale, dobbiamo avere, cioè i giovani sono il nostro futuro e dobbiamo credere in loro, e sono d'accordissimo che possono esserci delle situazioni problematiche, ma non sono la maggioranza, è questa minoranza che però è quella che maggiormente salta agli occhi. Che cosa fare a questi ragazzi e queste ragazze? Ascoltiamoli, accompagniamoli, diamo fiducia e crediamo in loro. Io ho visto, come l'esperienza che ho fatto, questi ragazzi che venivano da tutta Italia, che abbiamo incontrato qua, minorenni, ragazzi di 16-17 anni, ci hanno dato un'energia, tant'è vero che noi abbiamo fatto poi un comunicato in cui abbiamo detto 38 gradi, che era il caldo che abbiamo, di energia nuova, un'energia nuova che ci deve mettere nella condizione di credere nel futuro di questi ragazzi. È un futuro appunto che non possiamo pensare di riproporre come è stato la nostra esperienza, perché spesso appunto il rischio che noi leggiamo con i nostri criteri di 30 anni fa, di 40 anni fa, quando il mondo è andato avanti. Sì, però professoressa Zanetti, l'ultima domanda poi la lascio. Non è che ci sono ragazzi fortunati e ragazzi sfortunati, nel senso che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è crescere nella maniera corretta. Ma se Elisa non viene accettata a scuola e la mamma continua a sentirsi dire sua figlia è disabile perché non riescono a capire l'importanza della lingua dei segni, allora questa mamma si chiede: ma come, l'ho portata via dalla Russia su una situazione drammatica per fargli vivere cosa? Perché non ha questa fortuna di avere gli strumenti, come lei ha spiegato molto bene, che ci sono ma che non vengono messi perché non ci sono i fondi, non ci sono i soldi. Addirittura si è sentita dire all'ufficio scolastico provinciale che non sapevano neppure che a Ca' Foscari c'era la lingua dei segni. Capisce, professoressa, che strada da fare ce n'è tantissima, che non c'è solo l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo parlare anche di queste intelligenze che abbiamo e che non vengono messe in atto perché qualcuno non vuole, perché parliamo ancora di inclusività. Questa parola non dovrebbe esserci, professoressa, non dovremmo parlare di inclusività, è quello che mi fa male. Io non adopero mai la parola disabilità, io li chiamo diversamente agili perché si muovono in maniera diversa, ma sono delle persone con nome e cognomi, invece noi le etichette che li ghettizzano sempre di più. Prego, professoressa, poi la lascio andare. Sì, sono completamente d'accordo con quanto lei sta dicendo. La diversità è una ricchezza, non dobbiamo avere paura e dobbiamo dare a tutti le stesse opportunità. Dobbiamo parlare di equità e non di eguaglianza. Equità vuol dire dare a chi ha in questo caso appunto una difficoltà, gli strumenti perché quella difficoltà possa per lui diventare un'opportunità. Ecco, questo è un aspetto secondo me importante. Dobbiamo cambiare prospettiva. E lei diceva non ci sono fondi. No, non è che non ci sono fondi, non c'è la volontà talvolta di usare al meglio i fondi che abbiamo e le risorse che abbiamo. Per cui la scuola oggi dovrebbe, e sappiamo benissimo, si parla tanto di studenti al centro. Studenti al centro vuol dire appunto con tutte le sue fragilità, potenzialità. C'è un modello che è un modello pedagogico, che è l'Universal Design for Learning, il modello UDL, che obbliga, è un modello che è stato promosso dall'Ordine Mondiale della Sanità, perché è un problema appunto di salute
pubblica, salute mentale, salute di ciascuno. Per cui dobbiamo occuparci degli altri offrendo a ciascuno quel giusto nutrimento che gli consenta appunto di poter realizzare la propria individualità. Noi ringraziamo la professoressa Maria Assunta Zanetti che è stata con noi, grazie anche per gli spunti che mi ha dato, perché sono molto importanti anche per dare a questa famiglia la possibilità di un futuro migliore anche per Lisa. Grazie veramente professoressa. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora adesso andiamo a vedere invece Incontro Commercianti Cassugana. No, nessuna polemica, no. Tutto rientrato? Tutto rientrato. Allora è scoppiata la pace. Non è mai stata neanche fatta la guerra, onestamente. Delle luminarie, era l'ordine del giorno. Non ha voluto rispondere sul resto. È finito così l'incontro tra associazioni di commercianti di Treviso e l'assessore alle attività produttive Rosanna Vettoretti. Luminarie natalizi e un nuovo progetto per la città firmato Marco Goldin, gli argomenti discussi, ma non una parola sul documento polemico con relative 140 firme protocollate a Cassugana e a questo punto pare solo da Nicoletta Piovesan e l'associazione Veneto Imprese Unite. Perché chi ha firmato delle altre associazioni lo avrebbe fatto solo a titolo personale. È che quando qualcuno da fuori ci mette la pezza, dopo nascono i disastri, in questo secondo me è la stampa. Beh, non è tutta colpa della stampa. Non è no, io dico che c'è una lettera però. Io dico, certo che c'è una lettera, ma dovevamo discuterla in uffici privati. Che il chiarimento sia solo rimandato e con lo stesso peso polemico lo ribadisce Nicoletta Piovesan, a questo punto l'unica a contestare l'azione del Comune per il commercio. I nostri punti rimangono quelli, abbiamo bisogno di risposte sui parcheggi, abbiamo bisogno di risposte sulla programmazione degli eventi, soprattutto quelli sportivi, in maniera che la città non sia chiusa a causa di. Quindi se ci sono degli eventi sportivi, della cultura, quant'altro, dovrebbero essere a beneficio del commercio di Treviso e non creare degli ostacoli. Chiediamo che vengano organizzate e nel documento protocollato è stato chiesto anche questo. La sensazione è che alla fine la Presidente Piovesan sia rimasta da sola e con il cerino della polemica in mano, nonostante le firme protocollate fossero di quasi tutti i commercianti del centro e non solo. Il protocollo è stato fatto da Veneto Imprese Unite, in primis come associazione. Abbiamo tutti gli associati nostri e tutti i commercianti di Treviso, ma non solo, perché con molto stupore anche alcuni residenti hanno voluto condividere queste necessità che abbiamo portato a galla noi altri come esercenti. Ora si attende il prossimo round, Luminari e Goldin a parte. Questi sono stati i temi, poi per il resto hanno detto che avremo aggiornamenti a breve, quindi confidiamo in questo. Allora adesso sono aperti anche i saldi, molte lamentele, troppo caldo, la gente non esce, però le spese corrono. E allora come si fa? Non si può vivere solo lavorando sabato e domenica, qualcosa si dice, va molto male anche a Jesolo durante la settimana, anche là sabato e domenica, così mi diceva un albergatore, prego. Non me ne voglia 90, lo dico subito, ma l'outlet di 90 hanno fatto vedere delle immagini con i parcheggi strapieni, il caldo è quello percepito e quello reale, lo stesso che abbiamo a Treviso, solo che i nostri parcheggi sono vuoti, il parcheggio di 90 è pieno. Dicono che lì i saldi vadano molto bene, non regalano le magliette, non regalano scarpe, non regalano nulla. Qual è la differenza? La differenza è che 90 sta cercando di simulare una Treviso, una Venezia come struttura, quindi con le piazze, le fontane, è tutto un'apparenza. Noi ce l'abbiamo concretamente, noi non dobbiamo simulare Treviso con un cartongesso con la torre civica. Come Las Vegas che fanno a Venezia. Bravissima, noi ce l'abbiamo sul serio, la nostra è concreta, abbiamo addirittura l'acqua che in certi punti, in certi momenti rinfresca. Qual è il problema? Il problema è che non avendo qualcuno che si preoccupa del commercio di Treviso, ma che aspetta che qualcuno apra per far festa, qualcuno chiuda per poi ritrovarsi con la vetrina vuota, attende. 90, ma prendo sempre esempio 90, proprio come esempio, ma ce ne sono anche altri che insomma non vanno proprio male, si dà da fare.
promuove, ci crede, investe. Noi non abbiamo né chi ci crede, né chi promuove, né chi investe, perché gli unici che credono e investono siamo noi commercianti, ma non abbiamo tutta quella forza che si potrebbe avere con un'unione. Quindi sì, è facile sgretolare quell'unione che si era formata, molto importante, con le altre piccole associazioni che esistono da sempre, sono storiche, addirittura molto più storiche della nostra. Veneto Imprese Unite è tutto sommato molto, molto giovane. Forse è per quello che abbiamo ancora quella voglia, quella dinamicità di fare, proprio perché abbiamo cominciato magari e siamo più giovani di chi magari è già stanco e comunque si è creato un habitat e non vuole spostarsi da lì, perché se io ho la mia normalità di l'eventino, la domenica, il lunedì, il mercatino, non voglio scollarmi da quello, non voglio condividere quello che ho, che sarebbe un bene per la città, questi sono risultati di scelte. E purtroppo prima o dopo le conseguenze delle scelte verranno a galla e in quel momento si dovrà di nuovo ridecidere se unire le forze o sgretolarle. Ma se le associazioni dei commercianti sono fatte concretamente da commercianti, come la nostra, io mi chiedo chi potrebbe essere quello così poco intelligente a non collaborare attivamente affinché tutto funzioni. Però Nicoletta Piovesà, non è che lo sbaglio sia stato fatto a monte tanti anni fa, dove invece di riqualificare i centri storici con le marche importanti che c'erano, perché avevamo i negozi di fascia A, di fascia B e di fascia C, se volevi un capo firmato dovevi arrivare in centro storico e prenderlo o nella boutique o questo negozio che poi si è specializzato nelle grandi firme. Forse qualcuno ha giocato d'inganno, nel senso che invece di lasciare nei centri storici i grandi marchi hanno pensato bene di creare un qualcos'altro che era un centro storico, l'abbiamo anche spiegato, ecco, copiando il Palazzo dei 300, tutte queste cose qua, cercando di attirare da un'altra parte quello che poteva essere un turismo che spendeva, perché io ho parlato con degli albergatori, ne avrò anche un ospite che ha gli alberghi a 90, e dice che i clienti che arrivano da noi sono tutti stranieri, non c'è l'italiano, sono tutti stranieri che vengono nei nostri alberghi per acquistare in questo centro commerciale. Allora c'è qualcosa di marketing che non ha funzionato, eppure i grandi marchi che hanno preferito a lasciarlo magari qualcosa anche nel centro storico, ma la massa si è spostata in questo centro. Prego. Come non possiamo obbligare i titolari, i padroni dei muri ad abbassare l'affitto, non possiamo obbligare i grandi marchi a scegliere di investire su Treviso. Treviso è una città che deve ripartire da zero, perché noi siamo a livello proprio zero. Nel momento che ci sarà qualcuno che vorrà fare l'opera pia di un grande marchio, che investe su Treviso, che vede che Treviso, è brutto dirlo, ma peggio di così non può andare, magari poi a sua volta qualcun altro investirà su Treviso. Qual è il problema? Il problema è che dobbiamo comunque tener duro, perché le piccole attività artigianali e commerciali di Treviso, storiche di Treviso, devono in qualche modo sopravvivere con la speranza che qualcosa accada. Ma se noi non abbiamo un coordinamento concreto che si impegna per il commercio, noi non abbiamo quella forza di dire adesso la Nicoletta, che ha tanta voglia di spendere energia e che rinuncia ad andare in palestra, rinuncia ad andare al cinema, rinuncia ad andare la serata con gli amici per investire il suo tempo privato e non quello del lavoro per il bene della comunità. Io non potrò mai dire vado a suonare il campanello di Gucci e dirgli scusate, perché non aprite un'attività commerciale in centro storico che è tanto bello? Armani, scusate, perché non venite anche da noi? Dovrà essere chi di competenza, chi di ruolo, chi compete e chi prende lo stipendio a fare queste cose. Però mi sembra che stia succedendo questo, stanno arrivando dei marchi importanti.
Me lo auguro, io vedo purtroppo ancora tanto che chiude, e quando mi chiude un locale tipo La Pace, che era là storico, io spero che quegli spazi siano occupati in maniera attrattiva, costruttiva. Dispiace che un locale se ne vada per chiusura del contratto, rimaniamo comunque su che sono questioni private tra il titolare dei muri, che può essere Fondazione Casamarca, ma poteva essere il signor Filippo Rossi, non cambia niente. Quindi Però pensiamo che anche all'interno di questo palazzo c'è anche la storia della città. Ma certo. Cioè, se viene aperto questo museo, sarà un museo veramente importante. Il problema è che Treviso non diventi solo una città museo, è là il grande problema. Treviso deve ritornare a essere quel centro commerciale che merita, naturale, ma nella naturale forza della città. Le città sono città perché sono scambiatori di commercio, quindi andiamo alle epoche dove si scambiavano le spezie con i tessuti, insomma, voglio dire, siamo un pochino messi all'ombra da Venezia. È vero, abbiamo Venezia vicina e quindi siamo sempre i fratellini piccoli dei veneziani. Deve essere però un trade union più che un problema Venezia vicina. No, ma abbiamo le nostre caratteristiche. Io per esempio punterei più sugli affreschi che abbiamo a Treviso piuttosto che sulle acque, perché anche qui, promuovendo città d'acque, ma abbiamo Venezia a fianco, andiamo sempre in secondo piano. C'è Venezia, gli affreschi e la storia che c'è di Treviso è veramente così tanta, così importante, ma sì, ne abbiamo da poter fare marketing e pubblicità sulla nostra Treviso. Pubblicità. L'ennesimo caso di truffa agli anziani è quello che vede protagonista una coppia di coniugi residenti a Treviso contattati al telefono da un sedicente appartenente alle forze dell'ordine. Sono state preventivamente raggiunte dalla telefonata di qualcuno che diceva di essere una forza di polizia e comunque di avere la necessità di andare a fare una perquisizione in casa alla ricerca di una qualche prova di un reato commesso da loro, coppia di anziani. Perché dicevano che erano stati trovati degli elementi per cui su una scena di un reato riconducevano a loro. Poco più tardi i truffatori si sono presentati alla porta di casa della coppia che ha commesso l'errore di farli entrare. Queste due persone hanno potuto fare quello che volevano, ossia da un lato hanno distratto e dall'altro intanto un'altra persona arraffava quelli che erano, diciamo, i loro oggetti importanti e preziosi. E queste sono le cose che fanno veramente male. Quindi anche qualora dovesse succedere una cosa del genere, ribadiamo quello che dicevamo un attimo fa, la telefonata, prendiamo appunti e se abbiamo qualche dubbio, e mi raccomando, analizzate bene la situazione, fate una chiamata al 112. L'appello delle forze dell'ordine, quelle vere, è sempre lo stesso: non fare entrare mai in casa persone sconosciute, anche se si qualificano come carabinieri, e verificare sempre quanto vi viene detto, anche in caso di telefonate, chiamando il 112. Nelle ultime settimane si sta assistendo in tutta la provincia ad un notevole incremento degli episodi di truffe agli anziani, per questo è importante prestare la massima attenzione. Perciò facciamo anche l'appello questa mattina: non aprite a sconosciuti, non rispondete al telefono se vedete dei numeri che non conoscete, anche se sono vestiti da carabinieri, da medici, da chi volete, non aprite la porta, non aprite la porta perché il nemico è dietro la porta, non aprite se non conoscete, chiamate qualcuno, dite qualcuno mi sta bussando alla porta, ma non apritela perché guardate che siete nel mirino. Le persone diversamente giovani, come le chiamo io, i fragili, sono nel mirino del nemico che sa le abitudini, che sa come fare e perciò io veramente vi prego di non aprire la porta. Detto questo, chiediamo a Nicoletta Piovesan, che è rimasta con noi, presidente dell'Associazione Veneto Imprese Unite, cos'è la sicurezza anche nel centro storico, perché prima era la periferia, adesso diventa un problema anche il centro storico, abbiamo appena visto
previsto questo servizio. Prego Nicoletta Piovesan. È proprio nel punto dove uno non pensa di essere sicuro e tranquillo che bisogna stare forse anche un po' più attenti. Centro storico, abbiamo ancora in atto la zona rossa, tutta la parte che è nelle zone limitrofe della stazione. Funziona o non funziona, dipende dai punti di vista. Io vedo grandi numeri quando vengono fatte le dichiarazioni di controlli, quindi controlli molto importanti nei numeri percentuali, quindi bisognerebbe analizzarle, perché se io dico che ho fatto 500% di più di controlli del mese prima, se il mese prima ne ho fatto uno, no, non è che ho fatto sti gran numeri, sti gran passi avanti. La cosa che più infastidisce, ma non solo me ovviamente, è conosciuto le forze dell'ordine. Quando siamo ad ascoltare delle dichiarazioni dei giornalisti o chi presenta la situazione, è già conosciuto le forze dell'ordine e ti chiedi perché. Se si sa già che questo è un malannoso, perché continua a far malanni? Centro storico in questi giorni ben poco frequentato perché tanti sono in ferie. Come è andato questo weekend ad esempio? Il sabato, ma il mercato porta sempre un qualche curioso in più. Cosa vuol dire? Le vecchie tradizioni. Però i curiosi in più, ecco, magari un controllo sul pickpocket che mi parte da Venezia con il treno e arriva a Treviso nei giorni di mercato, magari perché poi ci sono i piccoli borseggiatori, queste cose qua, e senti la signora dice mi è sparito il portafoglio, ho fatto la passeggiata al mercato. Brutto. Sappiamo che i vigili girano, che i vigili controllano, sappiamo che in certi momenti ci sono veramente dei controlli attivi, però sempre tanta attenzione. Io quando vedo la signora con la cerniera della borsa aperta, dico signora chiuda la cerniera, che sì. È un lampo che le esca qualcosa senza far paure, perché è inutile. È inutile. Allora saluto il dottor Salvatore Ramuscello. Buongiorno dottor Ramuscello, spieghiamo chi è il dottor Ramuscello e perché è qui questa mattina. Prego dottore, grazie della sua presenza. Buongiorno signora Mirella, la ringrazio per questo secondo invito nella sua trasmissione. Io sono un chirurgo, sono direttore del Dipartimento Chirurgico all'ospedale di Chioggia e rappresento due società scientifiche. Rappresento la COI, sono referente per la Regione Veneto, coordinatore regione della COI, che è l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani. Abbiamo quasi 6.000 iscritti, praticamente tutti i chirurghi del territorio nazionale, e sono past president della SIPAD, la Società Italiana di Chirurgia dell'Apparato Digerente, una società un po' particolare che vede fra i suoi iscritti non solo chirurghi ma altri specialisti con i quali si collabora ovviamente per la gestione delle varie patologie come oncologi, gastroenterologi, endoscopisti, radiologi, eccetera. Ecco, quindi queste sono le mie due funzioni societarie. La ringrazio. Sa perché, dottor Ramuscello, ho tanto piacere che sia venuto? Perché io ho avuto in questa trasmissione diversi chirurghi e li ho sentiti molto preoccupati nel futuro della chirurgia. Mancano i numeri nelle sale operatorie ed è un futuro veramente fosco. Lei cosa dice? Ma mancano i numeri. È un dato che non mi è, diciamo, molto chiaro da chi ha detto questa cosa, perché le sale operatorie ci sono, i chirurghi vanno in sala operatoria tutti i giorni, sia nella chirurgia quella diciamo programmata che nelle urgenze. In realtà il problema che stiamo cercando di affrontare qui nella Regione Veneto è, devo dire che fortunatamente adesso il nuovo assessore è un clinico, il professor Gerosa, voglio dire, si intende di chirurgia. Sì, l'abbiamo avuto anche ospite diverse volte qui a Sveglia Veneti, ringrazio anche, prego.
Ecco, e tutto ruota attorno a questo problema di cui avevamo discusso anche un po' l'altra volta, ricordo c'era anche il presidente nazionale ACOI, e riguardava questa delibera regionale che in qualche maniera individua dei numeri riguardo specificatamente la chirurgia del colon, del retto e dello stomaco, parliamo di chirurgia oncologica, individuando alcuni numeri al di sotto dei quali in quegli ospedali non si può più operare e bisogna indirizzare il paziente verso l'ospedale hub, generalmente, che è quello dell'azienda che viene individuato. Ecco, questo naturalmente crea non pochi problemi sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista clinico vero e proprio. Vede, signora Mirella, è diciamo un dato recente, quello pubblicato sui giornali credo ieri o l'altro giorno, dove si evidenzia ancora una volta come il Veneto risulta la prima regione in Italia rispetto alla sanità, no? L'organizzazione sanità, e che riguarda i 3 elementi fondamentali che sono poi gli esiti per cui poi diciamo, viene fatto questo giudizio, no? E cioè la prevenzione, l'assistenza ospedaliera e il territorio. Ecco, il Veneto è risultato prima in tutti e 3 questi elementi e quindi diciamo di questo, specialmente per noi operatori, perché non dobbiamo mai dimenticare che gli obiettivi di salute non sono legati solo alle strutture, ma sono legati alle persone che giornalmente, mi riferisco a chirurghi, anestesisti, mi riferisco alla chirurgia, i medici in genere, gli infermieri, gli OS, lavorano tutti i giorni per raggiungere questi obiettivi. Ecco, io ho fatto diverse volte qualche riunione che abbiamo avuto alcune domande. La prima domanda che ho sempre fatto è perché, no? Cioè, perché bisogna cambiare un'organizzazione che funziona perfettamente su un dato di numerico che, voglio dire, è un dato numerico legato a vecchi studi scientifici che erano stati pubblicati anni fa e che Agenas aveva preso ormai più di 10 anni fa come elemento, diciamo, di riferimento, a cui le regioni non hanno mai dato nessuna considerazione, mentre invece ci sono 2 regioni, che è il Veneto e il Friuli, che su questo invece stanno accelerando. Quindi la prima domanda è: perché cambiare una macchina che già funziona? La seconda domanda, il secondo perché, io queste domande le ho fatte all'assessore che c'era prima, del professor Gerosa, e ho chiesto perché se uno va a leggere i dati clinici del Veneto si accorge ad esempio che l'unico dato che viene considerato da Agenas riguardo alla qualità della prestazione sui tumori del colon, del retto e dello stomaco è la mortalità a 30 giorni, no? Dove il Veneto è fra le regioni dove ha questo tasso di mortalità molto basso rispetto alla media nazionale. E quindi perché? Perché bisogna cambiare una cosa che già funziona? Ecco, a queste domande non è mai stata data risposta e spero che prima o poi qualcuno risponderà a queste domande. Peraltro è vero che la questione dei volumi è una questione importante, perché mi pare non c'è bisogno di scomodare grandi studi scientifici per dire che chi più opera in un settore più diventa esperto, no? Ci mancherebbe, non c'è bisogno di fare grandi statistiche. Però è vero anche che non ci sono solo i volumi che bisogna considerare in una chirurgia oncologica di qualità, ma ci sono poi gli esiti e su questi esiti, voglio dire, le chirurgie dell'ospedale del Veneto ne hanno da insegnare. Quindi
Ciò che noi abbiamo chiesto alla Regione è, credo che sarà programmato un prossimo incontro che l'assessore Gerosa ci aveva concesso, poi dopo per questioni istituzionali ovviamente è saltato, ma insomma lo riprenderemo sicuramente. Vede, Allora, dottor Ramuscello, lei è stato molto chiaro e la ringrazio, e lei sa che a me piace che vengano a Sveglia Veneti le persone che hanno coraggio di dire i numeri che ci sono e le cose che funzionano, ma anche le cose che non funzionano. E lei ha detto chiaramente che la Regione in tutti questi anni non ha risposto alle domande che lei ha posto, e sono domande importanti. Perché cambiare una cosa che funziona? Perché vuoi mettere in crisi, ecco, un percorso che tutto sommato dava delle risposte non buone, eccellenti? Vede, professor Ruscello, io dico sempre che avevamo di piccoli ospedali dove avevamo le eccellenze. Avevamo delle eccellenze incredibili, Vittorio Veneto, Conegliano, dappertutto. C'era il piccolo ospedale ma avevamo l'eccellenza. Questo non è andato più bene a qualcuno. E cosa è successo? Come dice lei, hanno voluto fare i famosi hub, dove vengono spostati perché erano una perdita di risorse, non c'erano più le risorse per tenere in piedi questi ospedali, dove veramente avevi la risposta fuori di casa. Pensiamo a queste persone diversamente giovani, con tutto il rispetto che ho, cominciamo a capire come devono spostarsi e come devono avere gli aiuti, i supporti dalle famiglie se sono lontani da casa. Non sono risposte semplici. Oppure quando questo paziente viene dimesso, con tutto il grande intervento che viene fatto all'interno dell'ospedale, perché siamo i numeri uno, è vero, l'ha detto anche il dottor Ruscello, poi viene portato a casa e non c'è più il servizio alle persone. La legge prevede che a casa arrivano queste persone per aiutare questa guarigione e non arriva nessuno perché non ci sono i fondi, perché non ci sono le persone. E allora l'intervento può anche non andare più bene. Ecco, capisce, dottor Ruscello, che forse si è fatto quello che non si doveva fare, lasciare le cose che funzionavano bene e cercare di migliorare quelle che non andavano bene. Invece si è tolto tutto. Ad esempio io ho a Treviso la cittadella nuova della salute, però mi trovo a fianco un ospedale vuoto. Sa cosa ho fatto la proposta? Perché non facciamo proprio delle terapie invece di spostare queste persone, della riabilitazione, una grande riabilitazione, come c'era una volta, la facevi all'interno dell'ospedale la riabilitazione, non è che dovevi uscire e andare a fare chissà. Si è sconvolto tutto, dottor Ruscello, non si capisce più niente. Io ho continuamente persone che si lamentano, sono quelli che ci hanno fatto diventare grandi e bravi, sono i nostri diversamente giovani. Non ce la fanno più. Ecco, lei ha detto una cosa importante. Io le domande che mi faccio sono quelle che ti faccio anch'io, dottore, anche a casa ce le facciamo, perché ragioniamo. Noi abbiamo i 5 sensi, ma a qualcuno manca il buon senso di capire, di lasciare quello che funziona. Prego, dottore. Sì, signora Mirella, intanto volevo precisare che il mio cognome è Ramuscello. Infatti ve l'ho detto che avevano scritto male, Ramuscello. No. Prego, dottore. Va bene, a parte questo. Allora, vede, noi, se qualcuno, diciamo, in qualche maniera dalla Regione ci convoca, gli possiamo spiegare tranquillamente che noi, i casi più difficili, che non possono essere gestiti in un ospedale, come lei dice, SPOC, no? Un ospedale, diciamo, collegato all'ospedale principale, già lo facciamo, ma da anni, perché da anni ci sono i gruppi oncologici multidisciplinari, i GOM, dove tutti i casi vengono discussi perché nessun paziente di qualsiasi specialità viene operato o inizia qualsiasi tipo di trattamento se prima non viene discusso nel gruppo multidisciplinare, dove sono presenti chirurghi, internisti, oncologi, radiologi, gastroenterologi, insomma tutti gli specialisti che hanno a che fare con questa patologia. Dopodiché, in base a quelle che sono le necessità del paziente, la gravità della malattia, noi già stessi decidiamo se far operare un paziente in un centro di riferimento o meno. Questo noi lo facciamo già da anni.
ci sono alcune patologie dove è stata l'associazione, la COI stesso, già anni fa, a chiedere in qualche maniera che venissero concentrati, e si parla di tumori del pancreas, tumori dell'esofago. La Regione Veneto adesso sta costituendo correttamente le pancreas unit, no? Ci sarebbero questi centri di riferimento. Lo si fa per l'ovaio, lo si sta facendo per l'ovaio, lo si è fatto per la senologia, e quindi voglio dire, noi non è che siamo né un partito politico né tantomeno facciamo campagne elettorali. Noi siamo chirurghi. Se qualcuno vuole ascoltare la nostra esperienza, e specialmente di chi lavora negli ospedali di periferia, siamo ben disposti a dare il nostro contributo, ma siamo una società scientifica e i numeri ce li abbiamo noi, li conosciamo noi, sappiamo benissimo, perché nelle nostre riunioni, nei nostri eventi, nei nostri congressi, sono questi gli argomenti di cui discutiamo. Dopo, se la politica in genere, non mi riferisco solo alla Regione Veneto, noi adesso abbiamo la fortuna di avere l'assessore che è un cardiochirurgo, ma se un politico volesse venire in un congresso ed evitare di fare il saluto e poi scappare via ed ascoltare anche gli argomenti, noi saremmo ben lieti, perché dietro a questa questione che riguarda il colon, il retto e lo stomaco si annidano dei problemi che probabilmente non hanno minimamente considerato, cioè che questi sono organi dove sono più frequenti le patologie benigne. Io le faccio un esempio: se noi prendiamo il colon in sigma è più frequente sicuramente il problema delle diverticoliti, degli ascessi, delle perforazioni. Quell'intervento è molto più complesso di un intervento sui tumori, spesso è molto più complesso. Allora, se dobbiamo in qualche maniera mantenere, come si usa dire oggi, uno skill, cioè una capacità decisionale ed operativa, e noi togliamo una parte della patologia, dopo si perde anche su queste patologie. E poi siamo sicuri che gli ospedali hub in questo momento, oberati come sono anche loro di attività, siano in grado di mantenere i ritmi e i tempi necessari per la patologia dei tumori? E questa è un'altra bella domanda. Allora, io ritengo che forse su questi argomenti, prima di prendere delle decisioni, sarebbe il caso di riflettere. Vuole sapere qual è un altro dato che nei nostri incontri scientifici abbiamo già valutato? Le chirurgie oggi soffrono, parlo delle chirurgie generali, soffrono oggi di questo desiderio da parte dei giovani di fare questa carriera, no? Ce ne sono pochi ormai, le scuole di specialità in chirurgia generale, non tutti i posti vengono coperti, c'è una defezione strana perché era una delle specialità più ricercate. Comunque, evidentemente, sentivo anche il discorso che facevate prima, i giovani sono poco avvezzi al sacrificio. In ogni caso, ma quale giovane andrebbe a lavorare in un ospedale dove non operi più l'esofago, il pancreas, il colon, il retto? Cioè, uno dovrebbe specializzarsi in chirurgia per far cosa? Ecco, questo è un problema, perché i giovani interpellati in questo caso chiederebbero subito trasferimenti. No, guardi, dottora Muscello, dopo averla sentita parlare io mi domando cosa aspettano veramente ad ascoltarvi. Spero appunto che il professor Gerosa, che ho avuto l'onore di avere ospite diverse volte, sa cosa mi ha detto? Che bisogna rovesciare la piramide. La prima cosa che ha detto dobbiamo rovesciare la piramide, aprire di più gli ospedali, perché io ho detto facciamo entrare più giovani, più studenti negli ospedali, e lui mi ha detto se qualcuno, Mirella, le dice che lo facciamo già, dica che ho detto io che non lo facciamo abbastanza, dobbiamo aprire di più anche gli ospedali. Abbiamo Giusy da Dosson, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Voglio fare una domanda al dottore: ma perché, se dobbiamo fare la prevenzione del sangue occulto, mammografia, vaccinazioni di qualunque virus gratuitamente,
E perché non possiamo farci anche la coloscopia? Perché se non hai disturbi il medico di base non te la fa fare e magari arrivi in ritardo perché c'è qualche polipo. Una mia amica che non aveva niente si è fatta degli esami e gli hanno trovato un polipo che stava già camminando. Dunque, se si potesse invece che il governo, come ha speso tra tavolini, sedie, tutte quelle cose là, milioni di euro, potrebbero farci fare gratuitamente anche una coloscopia. Costa tanto, però dobbiamo fare questo, dottore. Non si può andare avanti in questo modo di spendere e spandere soldi per la guerra, per questo e per quello, e noi ci ammaliamo senza saperlo. La ringrazio. Prego, dottora Muscello. Sì, no, io ringrazio questa vostra ascoltatrice per questa domanda e vorrei chiarire un concetto fondamentale. La Regione Veneto spende tanti soldi per i programmi di screening e purtroppo però questi programmi di screening non sono estremamente frequentati. Questo lo dobbiamo dire, perché molte persone ricevono la lettera per essere sottoposti all'esame del sangue occulto e non lo fanno. Allora, la mammografia, così come, perché sono 3 gli screening diciamo, approvati, che hanno veramente dato dati, scusate il gioco di parole, sulla sopravvivenza, cioè i pazienti che seguono gli screening dove viene fatta una diagnosi precoce di tumore sono quelli che poi sopravvivono di più, proprio perché le patologie vengono intercettate nel momento iniziale. Una coloscopia non è un esame che dura poco, non è un esame semplice, bisogna fare tutta una preparazione, insomma è un esame che prima di fare la coloscopia viene fatto appunto lo screening e sangue occulto. Quindi le persone prima di chiedere una coloscopia, dove peraltro le endoscopie sono estremamente intasate di richieste spesso non concordi, e poi, ripeto, è un esame estremamente invasivo, anche rischioso, perché è un esame che può dare dei problemi durante l'esecuzione, per cui l'invito che faccio a questa vostra ascoltatrice e a tutti coloro che protestano di questa cosa è, prima di tutto, ci sono delle età molto ampie su cui fare lo screening, facciano per quanto riguarda il colon retto lo screening per il sangue occulto, perché se non si raggiunge il 100% vuol dire che c'è una fetta di pazienti che hanno un tumore del colon e non lo sanno. Dopo però, quando diventa sintomatico, e allora vuol dire che lì la malattia è già avanzata. Quindi io dissento un po' dall'utilizzare la colonoscopia come uno screening. Ecco, lo screening deve essere fatto col sangue occulto. Molto chiaro, la ringrazio dottora Muscello per questa chiarezza che lei sta cercando anche di spiegare. Io volevo chiedere anche a Nicoletta Piovesans come i negozi sono il punto di riferimento delle persone che vivono la quotidianità, che si confidano. Cosa senti nel tuo negozio? Cosa dicono i cittadini quando entrano proprio per quanto riguarda la sanità? Dipende, no? A volte sono bravi i pazienti, a volte sono cattivi i medici, non bravi i medici. Se uno sta bene è merito suo, se sta male è colpa del medico, come su tutte le cose. Io sono anche vicina a Borgo Cavalli, quindi a volte capitano persone che magari sono appena andate a farsi un'analisi piuttosto che una visita. Sinceramente dell'ospedale di Treviso, della sanità di Treviso, a parte la confusione che c'è in questo momento, ma che chi è a conoscenza del nuovo numero per le prenotazioni non so neanche come definirli, dei grandi ambulatori, per esempio quello sul prato della fiera, no? Che bisogna fare il 116, 117 per prenotare la visita. Ma a parte questo, un po' di confusione sul come arrivo a prenotare, il resto mi sembra che
che siano tutti molto contenti, si sentono fortunati a essere in Veneto. Tanti parlando dicono ma noi siamo fortunati con la sanità che abbiamo qua, pur che ha sicuramente delle pecche, sicuramente c'è qualcosa da migliorare, ma come su tutti gli ambiti, però facendo probabilmente paragoni, perché abbiamo tantissima gente che magari, non so, i genitori abitano qui, i figli abitano in Puglia, no? E dicono sì, noi stiamo bene, siamo meglio qua che in altre regioni, quindi i paragoni ci sono, però da quello che è la mia esperienza, di cioè quello la che sensazione ascolto, è positiva, si sentono fortunati ad essere qui, quindi la percezione è quella di essere tutelati da una sanità che può migliorare, deve migliorare, ma siamo già fortunati, ecco. Ecco, io direi che siamo fortunati, ma anche che la paghiamo la sanità, perché giustamente io penso che non dovevo essere fortunata, ma devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è essere curata bene. Allora, dottora Moscello, ma secondo lei, ecco, cos'è che veramente la preoccupa un po' di più, diciamo, di quello che abbiamo sentito fino adesso? Perché non è un futuro così chiaro, così limpido di quello che succederà con la futura sanità se non riescono a mettere le pedine al loro posto anche coi numeri, perché i numeri sono importanti, mancano infermieri, mancano tante figure. Prego, dottora Moscello. Guardi, io prima di rispondere volevo fare un commento alla Presidente che ha parlato prima, dicendo che l'ospedale di Treviso è uno degli ospedali all'avanguardia in Italia, no? Il flusso migratorio della sanità, voglio dire, è ben evidente, no? Prima regione la Lombardia, secondo l'Emilia Romagna e terzo il Veneto, quindi poi io parlo per la chirurgia, voglio dire, io conosco molto bene i due direttori della chirurgia, il professor Zanus e il professor Massani, voglio dire, più che fortunati, si è nelle mani di grandi competenti, ecco, quindi così come i loro gruppi, ecco, quindi bisogna puntare molto sulla qualità dei professionisti, e la qualità dei professionisti vi assicuro che nel Veneto è abbastanza elevata. Quindi da questo punto di vista diciamo nel Veneto veloce professore, perché sono in chiusura. Sì, riguardo invece la domanda che ha fatto lei, ciò che mi preoccupa e che non preoccupa solo me, ma che preoccupa un po' la nostra. Ah, è caduto. Sono finite le. Oh, no. C'è il dottor Ramuscello. Eccolo qua. Sì, Mi veloce, sente? veloce, prego. Sì, scusa, problemi di collegamento. E ciò che mi preoccupa è che quando diciamo la politica deve ascoltare ovviamente i professionisti, li ascolti tutti, non una parte, ma che ascolti anche le associazioni dei pazienti, che ascolti i sindaci, che ascolti un po' tutti, ecco, perché sono decisioni delicate e rovinare un'organizzazione che lo dimostrano i numeri di funzionare perfettamente è un rischio che non so quanto la politica possa assumerne carico. Grazie veramente, grazie al dottor Salvatore Ramuscello di essere stato con noi, grazie a Nicoletta Piovesan, grazie anche a voi, come sempre tanti. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo al Banco Solidale ed è venuto a trovarci Antonio, un ex imprenditore che stava bene, aveva diversi negozi, 20 dipendenti, all'improvviso crisi e banca hanno perso tutto. Antonio, cosa vuoi dire? Allora, intanto tu sei sposato, hai figli? Sì, io sono sposato e ho 2 bambini, uno di 5 anni e uno di 16. Buongiorno a tutti. Io volevo appunto, sono qua con la Mirella per denunciare tutto quello che è accaduto, la mia storia imprenditoriale. Mi sono trovato di colpo con la banca che mi chiede di investire dei soldi. Mi hanno
dato un malloppo di carte da firmare in fiducia, come si fa nelle piccole città, si firma, ma vai a vedere che nel frattempo ho comprato delle azioni di Veneto Banca per l'esattezza 9.000. Possiamo dire quanti soldi avevi in questi conti correnti? Beh, erano 360.000 euro, perché all'epoca le azioni di Veneto Banca erano 40 euro. Dopo poco tempo vengo chiamato dal direttore, il quale mi dice guarda perché mi erano stati concessi dei fidi in compensazione dei soldi che avevo versato, delle azioni che avevo comprato. E nel frattempo vengo chiamato dalla banca e la banca mi dice guarda che abbiamo dei problemi, le azioni sono calate come valore e quindi tu dovresti rientrare dei fidi. E questo per me è stato un collasso. Quando ti sei reso conto che avevi perso tutto, che non c'era più niente? Mi sono accorto quando non c'era più niente o quando cominciavano a mandare indietro le ricevute, gli assegni emessi, quando appunto tutti i vari imprenditori, gli altri o i produttori chiamavano per dire la banca non ha pagato questa ricevuta, la banca ha stornato questo assegno, ha stornato questo bonifico. Mi sono sentito malissimo, come mi sono sentito malissimo quando non sono stati pagati gli stipendi alle ragazze. Come vivi adesso, Antonio? Cosa fai adesso per mantenere la famiglia? Io adesso sono disoccupato, sono assolutamente disoccupato. Ti hanno svuotato dentro completamente? Sì. Come guardi i tuoi figli, Antonio, e tua moglie, quando rientri a casa e sai che il giorno dopo sarà peggio di prima perché il lavoro non ne salta fuori, soldi pochissimi? Cosa ti senti come uomo? È difficile, è una situazione difficile da spiegare. Devo ringraziare mia moglie e i miei figli perché sono stati bravissimi, mi sono stati vicini. Per loro come per me i soldi non sono la prima cosa. Antonio non sa che c'è anche qualcuno che pensa anche a questi bambini, questi ragazzi. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, per la tua famiglia, per i tuoi bambini. Un piccolo gesto di ossigeno che però in questo momento penso ti sia utile, perché noi cerchiamo di tenere in piedi le brave persone. Cosa vuoi dire, Antonio? So che non te l'aspettavi. Devo dire una cosa, io questo periodo ho urlato nella notte ed ho ricevuto solo l'eco delle mie parole. Ho sentito una persona che ho qui vicino a me e questo è il risultato. Senza tante chiacchiere, senza preoccuparsi del cosa, del come, del quando, del perché. Ha capito che c'è una persona che ha bisogno e non ha esitato un istante per contattarmi, chiamarmi. Oggi arrivo qua e mi ritrovo con questo, non so. E questo è il nostro ruolo, il mio ruolo specialmente, di cercare di sollevare, di tenere a galla, se non altro, di far respirare queste persone, questi uomini, queste donne, queste mamme, questi papà, che non avendo un lavoro, non avendo niente, non ce la farebbero a respirare. Perciò questo respiro te lo diamo di cuore, Antonio, ti auguro buona fortuna a te e alla tua famiglia. Una cosa che non voglio sentire, che sei depresso, devi rimetterti in gioco. C'è un bambino piccolissimo che non ha nessuna colpa, 5 anni, c'è un altro ragazzo che sta crescendo, perciò non devi mollare, devi resistere per loro.